Buongiorno, buon inizio settimana, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 puntuali alle 12 anche oggi per informarvi sui fatti principali finora accaduti in Veneto, spazio poi all'approfondimento di alcune tematiche con i nostri ospiti, tutto questo naturalmente in diretta e allora partiamo subito con il sondaggio di oggi, questo è il tema scuola, niente voti per togliere l'ansia, è giusto? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 162 6691, 0422 162 6690 se la risposta è no. La chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo perché la vostra risposta venga registrata. Sarà registrata correttamente anche se sentirete dall'altro capo del telefono il segno di occupato. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Allora apriamo subito con la cronaca che ci fa tornare a Feltre per l'esplosione in un appartamento nella notte tra venerdì e sabato a causa di una fuga di gas. Ricordiamo un 47enne gravemente ferito. Le indagini sono naturalmente in corso. Ci aggiorna la nostra Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Francesca, te al studio. E allora inizio subito ad aggiornarvi sulle condizioni di salute di Nicola Boschello, il 47enne rimasto ferito in maniera grave la notte tra venerdì e sabato, come correttamente riferiti. L'uomo è ricoverato nel reparto grandi ustionati dell'ospedale di Padova, non è in pericolo di vita, le ustioni lo hanno colpito alla parte superiore del corpo, soprattutto il volto e gli arti superiori. Si parla di una superficie interessata pari al 20%, è assistito dalla madre e dal fratello chi in questo momento viene trattenuto dalla sera dalla giornata di sabato, dopo che erano stati fatti i primi accertamenti all'ospedale Santa Maria del Prato. Questa mattina siamo ritornati in via Leandro Fusaro, dove è accaduto il fatto. Ci sono i vigili urbani, la polizia locale che sta svolgendo un servizio di controllo su disposizione dei carabinieri di Feltre per evitare episodi di sciacallaggio, perché 12 famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case, hanno dovuto lasciare davvero tutto quella notte per essere accolti e trasferiti in un centro di prima accoglienza. L'ospitalità è stata garantita nell'immediatezza all'amministrazione comunale dall'hotel Casagrande, che si trova proprio all'ingresso di Feltre venendo da Belluno. Sono trattenuti in questo momento una famiglia con dei bambini piccoli e un'altra persona che in uno di quegli appartamenti viveva da sola. Il comune di Feltre si sta interessando in questo momento per recuperare alloggi che possano garantire l'ospitalità a queste persone che hanno davvero perso tutto e che ieri sono stati aiutati dai volontari, dai carabinieri, dalla polizia, dai vigili urbani, dai vicini di casa, a recuperare il possibile dalle loro abitazioni che sono inagibili. Oggi sono stati posti i teloni a protezione dell'appartamento totalmente sventrato e del tetto, sono stati sistemati tutti i portoncini e gli scuri che erano stati divelti. Danni però ce ne sono moltissimi e per recuperare, rimettere a posto quella porzione di fabbricato che è un insieme di villette a schiera, i tecnici parlano almeno di un anno, ci vorrà almeno un anno di tempo per ristrutturare e consolidare questa casa. Stiamo parlando con il comandante dei Vigili del Fuoco, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Del Gallo, sul fronte delle indagini dell'inchiesta giudiziaria. Ci sono gli esperti antincendio dei Vigili del Fuoco che già ieri hanno effettuato i primi rilievi e che tra oggi pomeriggio e domani cercheranno di concludere l'opera praticamente
e in questo momento, mi dice il comandante del Gallo, tutte le ipotesi al vaglio sono attentamente monitorate e accertate, non si esclude neppure l'ipotesi di dolo, ma questo naturalmente lo diranno poi gli accertamenti e anche le testimonianze di Nicola Boschello, che dovrà dire che cosa è accaduto un momento prima. Quello che ci hanno detto in via Leandro Fusaro, vicino di casa oggi, è che Boschello, mentre si trovava ferito sulla barella che lo stava accompagnando al pronto soccorso, diceva di come un refrain: ho solo acceso una sigaretta, ho solo acceso una sigaretta. Ecco Francesca, questo è l'aggiornamento di giornata, e poi nel proseguo delle indagini chiaramente si cercherà di capire cosa realmente è accaduto in via Fusaro all'1 di notte di sabato. Grazie davvero Tiziana per questo dettagliato resoconto, e poi naturalmente questa sera nelle edizioni serali dei nostri telegiornali gli ulteriori aggiornamenti che raccoglierete in zona. Grazie davvero a Tiziana Bolognani e buon lavoro. A te, a voi. E un incendio di vaste proporzioni si è verificato questa notte nel Trevigiano a Ponzano Veneto e è interessato un capannone di 400 metri quadrati di un'azienda che produce e commercializza prodotti chimici. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto ed è rimasto ferito. I vigili del fuoco arrivati da Treviso Montebelluna con il supporto dei volontari di Asolo, con 3 autopompe, 3 autobotti, il carro aria e 18 operatori con il caposervizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo, riuscendo a contenere le fiamme che rischiavano di coinvolgere 2 capannoni accanto, divisi solo dai muri di contenimento. L'incendio è stato spento e naturalmente poi sono seguite le operazioni di bonifica e il controllo delle strutture edilizie condivise con le altre aziende. Sul posto anche i tecnici dell'ARPAV che hanno eseguito i previsti monitoraggi ambientali, ancora più trattandosi di una ditta chimica. Le cause del rogo sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. E restiamo in provincia di Treviso perché è in prognosi riservata al Cafoncello il 23enne che ieri sera intorno alle 23 è uscito di strada con la sua moto in via della Morte a Valdobbiadene. Il giovane stava facendo ritorno a casa in sella alla sua moto quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo fuori strada. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiamato il 118, arrivato sul posto con medico e infermiere, con ambulanza, automedica ed elicottero. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro. E restiamo nella Marca trevigiana con la cronaca perché vedo già in collegamento la nostra Daniela Sizia da Zero Branco per un accoltellamento avvenuto in una struttura, in un centro che assiste persone con disabilità. Insieme a Daniela vedo Andrea Gambardella, responsabile della cooperativa di questo centro che si chiama Terra Libera Tutti. Buongiorno Daniela e buongiorno a Gambardella, voi la linea. Buongiorno ai telespettatori. Purtroppo siamo a Zero Branco dove c'è stato un fatto accidentale, però un fatto di sangue. Siamo con il responsabile di questo centro, che è un centro proprio per persone in difficoltà, per persone disabili. Sì, è un'associazione che lavora con persone con fragilità sociale, con disabilità. In questo caso oggi qui c'erano persone con autismo, 3 giovani uomini con autismo che stavano lavorando come negli ultimi anni su attività legate all'autonomia. Oggi quindi andavano a fare le spese, alcuni cucinavano e mentre stavano tagliando delle patate probabilmente un rumore, un qualcosa, e uno dei ragazzi ha appunto accidentalmente colpito con un coltello la coordinatrice e la psicologa appunto che coordina l'attività, e questo ci ha preoccupato. È sempre molto, molto difficile perché è sempre una doccia gelida. Fortunatamente sta bene. Ecco, come sta infatti Siamo preoccupati e attivati subito perché ovviamente la preoccupazione è stata immediata e enorme. Fortunatamente siamo arrivati qua, abbiamo già trovato, quando siamo arrivati a supporto c'era già il SUEM, c'erano già il sindaco, i carabinieri, la situazione era sotto controllo, non era in pericolo di vita,
però ovviamente tanta preoccupazione adesso. Ecco, non è facile insomma, gestire un centro così con persone che hanno questo tipo di problematiche, ecco, bisogna dirlo. Sì, siamo tutti molto diversi e a volte è difficile stare con la diversità. La cosa bella nostra dei collaboratori, Erika è una storica, fin dall'inizio ci ha creduto, è dare un modo diverso di poter vivere a queste persone, che sia al di fuori di struttura, al di fuori di, diciamo, delle gabbie fisiche o terapeutiche, farmacologiche. Chiaro che tante volte va bene, tante volte è bello, qualche volta accade anche questa cosa che ci aiuta a riflettere, a raddrizzare il tiro e a fare il meglio possibile per loro e per tutti, perché poi si parla di vivere tutti bene insieme. Ecco, il ragazzo che ha causato questo accoltellamento, come sta? Perché anche lui ovviamente è involontario, lo capiamo, che cosa? È sereno, nel senso non era, probabilmente è stato veramente un episodio puntuale, non era in crisi e quando siamo arrivati comunque era qua sereno, ben chiara la dinamica, si sta scusando, sta chiedendo di andare a casa sua o nell'altra sede dove vive e adesso insomma faremo un attimo un momento di equip, rientra a casa con un educatore, uno psicologo, facciamo un momento con la famiglia, poi in equip capiremo anche come affrontare questa cosa, perché è un fatto che va affrontato, lui ha la capacità di capirlo, va affrontato. Ecco, un'ultima domanda, mi scusi, magari tutti se lo domandano. Insomma, aveva un coltello in mano per sbucciare le patate, potrebbe essere pericoloso per tagliare le patate. Potrebbe essere pericoloso questo, oppure non è mai accaduto? Perché questa è una domanda che sicuramente si faranno tutti. Allora, sì, la pericolosità c'è, ovunque c'è la pericolosità e quando si vuole dare libertà e autonomia c'è anche il rischio. La dimensione del rischio non la puoi evitare, la puoi evitare solo se fermi, stoppi queste persone, se le infantilizzi e allora lì il rischio vai un po' a eliminarlo. Il rischio non significa però non pensarci, non affrontare le cose in maniera superficiale. Non era mai accaduto, Nicky è un ottimo cuoco e è accaduto, adesso ovviamente prenderemo delle accortezze quando ci sarà lui in cucina. Non credo che questo episodio possa e debba stoppare un processo che vede le persone sempre più proprie nella loro vita, sempre più autonome e autodeterminate, perché sarebbe un peccato che per un episodio poi si torna indietro rispetto a dei traguardi che stanno conquistando. Grazie. Da Zero Branco è tutto, la linea allo studio. Grazie davvero Daniela e grazie ad Andrea Gambardella per questa testimonianza. Poi tutti i dettagli questa sera nei nostri telegiornali. Leggiamo dal sito del Gazzettino.it: anziano si presenta ai servizi sociali e minaccia gli operatori con un'ascia. Panico, è stato bloccato, è successo ad Este, attimi di grande tensione dove questa mattina un 70enne del luogo si è presentato ai servizi sociali in stato di alterazione psichica portando con sé un'arma da taglio, forse un'ascia, ed è arrivato poco dopo le 9 e ha tentato di accedere agli uffici aggredendo verbalmente gli operatori. Fortunatamente la struttura dei servizi sociali è chiusa da un cancello e vista la sua storia personale non è consentito all'uomo entrare. È stato poi bloccato. Per fermare l'uomo è stato necessario l'intervento dei carabinieri, degli agenti di polizia locale e del personale medico del SUEM. L'uomo è stato calmato a fatica e dopo un'ora ha consentito volontariamente a salire in ambulanza ed essere accompagnato all'ospedale di Schiavonia. Vedo invece ora in collegamento la nostra Ilaria Marchiori, perché l'associazione Riprendiamoci la città ha annunciato, dopo la grande manifestazione dello scorso febbraio, un'altra grande, anzi forse più di una manifestazione per tornare a sensibilizzare sull'importanza della lotta al degrado e non solo. Buongiorno Ilaria, buongiorno alla tua ospite.
Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Qui insieme a me c'è Vittoria Scarpa dell'Associazione Marghera Libera e Pensante, che insieme agli altri cittadini che poi avevano creato diciamo una riunione di associazioni chiamata poi Riprendiamoci la città, perché hanno intenzione di organizzare altri eventi, in realtà non un'altra manifestazione sul generis di quella dello scorso 24 febbraio che ha visto coinvolte migliaia di persone e anche un intenso lavoro, però ci saranno degli altri eventi altrettanto importanti. Il primo si terrà il 20 aprile e toccherà una tematica importante su cui i cittadini vogliono porre l'attenzione e chiedono ormai da troppo tempo delle soluzioni, ovvero nell'ambito della droga, degli operatori di strada, dei consumatori e dello spaccio. Certo, noi dopo la manifestazione del 24 crediamo che ora sia importante una restituzione nei territori degli incontri che vadano anche a toccare i vari punti. Questo del 20 di aprile sarà il primo organizzato da Marghera Libera e Pensante al Teatro Aurora a Marghera, però ce ne saranno anche altri che poi nei vari quartieri affronteranno le tematiche che sono state oggetto della manifestazione. Questo in particolare vuole porre l'attenzione sul fatto che la questione della presenza dell'eroina nella città, che ha purtroppo il triste primato delle overdose e con tutti i problemi conosciuti alla cittadinanza legati alla presenza di sostanze, di persone che fanno uso di sostanze, cerchi di affrontarle in una maniera che sia diversa, non tanto per dividere gli approcci, quello repressivo da quello sociale, ma quanto perché purtroppo sono anni che vediamo che questa situazione non va a migliorare affrontandola solo dal punto di vista repressivo. Sappiamo benissimo che è una situazione complessa, non ci aspettiamo soluzioni semplici, nessuno, né noi né l'amministrazione sicuramente le può trovare, però crediamo che mettere in campo qualcosa di diverso sia finalmente magari la strada per provare a vedere qualche risultato. Questo purtroppo a Venezia in questo momento non accade e noi crediamo che invece provare a confrontarsi con altre città che hanno un approccio anche di riduzione del danno e di presenza di operatori sia importante. Lo facciamo con le città di Napoli, di Firenze e di Reggio Emilia. Da Napoli ci sarà il presidente del Forum Droghe, che è stato anche il direttore del dipartimento che seguiva la questione sostanze alle vele di Scampia per l'ULSS. Ci sarà invece Luca Censi, che è responsabile dell'unità di prossimità di Reggio Emilia, e Stefano Bertoletti, che è della cooperativa sociale CAT, che si occupa di prevenzione e riduzione del danno a Firenze. Con loro vorremmo provare non tanto a rimanere nell'astratto, ma provare a affrontare le varie situazioni per capire che cosa può portare dei risultati. È sotto gli occhi di tutti che solo la questione, l'intervento repressivo, i risultati non è sufficiente a portarli, quindi bisogna mettere in campo altro. Quindi un lavoro anche in sinergia con altre città importanti, appunto anche per prendere diciamo spunto anche come esempio, nonché un appello che arriva comunque ancora una volta all'amministrazione. Questo alla luce anche delle attività che sono comunque state messe in campo dal prefetto, che proprio sabato si è recato qui in via Piave insieme al questore e che hanno detto di aver dato già buoni numeri e comunque visto dei risultati rispetto a quanto messo in campo, con anche delle espulsioni, e quindi un lavoro a 360 gradi che vede coinvolte più parti, ma i cittadini non mollano perché continueranno a tenere alta l'attenzione proprio per evitare che avvengano altri episodi come quelli che ormai ci troviamo a dover raccontare, fronteggiare quasi quotidianamente, e quindi trovare delle soluzioni e in qualche modo far tornare questo quartiere e anche gli altri a quello che era diciamo un tempo. Ringrazio Vittoria Scarpa dell'Associazione Marghera Libera e Pensante, qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie davvero, grazie a Ilaria Marchiori e grazie alla sua ospite per questi nuovi eventi, manifestazioni in programma. Adesso andiamo in provincia di Vicenza, a Caltrano per l'esattezza, dove è stato sequestrato un immobile ad un pregiudicato residente nella zona per evasione e frode fiscale. L'uomo inoltre, secondo il codice antimafia, sarà sottoposto a sorveglianza speciale per 2 anni.
Giro di vite nei confronti di un pluripregiudicato residente a Caltrano sottoposto a nuove misure di prevenzione personale e patrimoniale. Un soggetto ritenuto di particolare pericolosità sociale, con alle spalle condanne definitive e precedenti per furto, ricettazione, associazione a delinquere, truffa, bancarotta fraudolenta. Il questore di Vicenza, a seguito di ulteriori accertamenti compiuti dalle Fiamme Gialle di Schio e dalla divisione anticrimine della questura, ha proposto nuove misure restrittive al Tribunale di Venezia. È stato infine decretata una sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per 2 anni, secondo il codice antimafia, e l'esecuzione del sequestro preventivo di un immobile a Caltrano del valore di 420.000 euro. Misure applicate dai finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza e dagli agenti della Polizia di Stato della Questura Berica. Le indagini sugli attivisti di Ultima Generazione con i 12 indagati padovani per associazione a delinquere fa discutere la politica e divide i sindaci. Il presidente veneto di ANCI, Mario Conte, chiede pene esemplari. Il primo cittadino di Firenze, Nardella, che li aveva bloccati a Palazzo Vecchio, non li vuole definire terroristi. Allora ci colleghiamo in diretta a Padova con la nostra Valentina Visentin insieme all'assessore alla cultura Andrea Colasio per capire come lui inquadra questi episodi. Buongiorno Valentina e buongiorno all'assessore Colasio. Buongiorno da Padova per parlare ancora dell'indagine della procura che riguarda il gruppo di cosiddetti ecovandala, i ragazzi di Ultima Generazione che si sono resi protagonisti anche in città di alcuni episodi non solo di blocco del traffico ma anche di non per fortuna imbrattamento ma comunque azioni rilevanti vicino a monumenti storici qui in città. In alcuni casi invece sono stati imbrattati dei muri di edifici privati sempre qui a Padova. Si sono chiuse le indagini della Digos e della Procura, 12 indagati per associazione a delinquere finalizzata all'imbrattamento ma anche all'interruzione del traffico. Dicevamo qui in città, qui con me c'è l'assessore alla cultura Andrea Colasio, perché qui in città lo scorso agosto alcuni ragazzi si erano introdotti in uno dei luoghi simbolo della cultura padovana, la Cappella degli Scrovegni. Fortunatamente non avevano danneggiato in alcun modo le opere d'arte e l'edificio, ma si erano incatenati e avevano srotolato uno striscione. All'epoca l'assessore Colasio intervenne con alcune dichiarazioni su questa indagine della procura. Anche il sindaco di Firenze Nardella è intervenuto e si è espresso definendo un po' troppo pesanti forse i capi di imputazione rivolti a questi ragazzi. Lei cosa ne pensa, assessore Colasio? Perché questo gruppo spesso prende di mira opere d'arte simboliche. Sì. Sarò apodittico. Prima considerazione, quello che fanno è assolutamente sbagliato, nel senso che cultura e natura sono un unicum. I beni culturali che imbrattano sono patrimonio della comunità, sono un bene collettivo. È chiaro che loro si muovono dentro una logica machiavellica, il fine giustifica i mezzi. Detto questo, credo che loro debbano rivedere radicalmente la loro strategia, anche perché l'effetto poi è un effetto non previsto, c'è una impopolarità, cioè l'opinione pubblica non giustifica, chiaramente non è che cresce l'attenzione rispetto alle politiche ecologiste, non è così, ahimè, non è così. Detto tutto ciò e stigmatizzando nel modo più assoluto e categorico il loro comportamento, che è assurdo, va anche detto che io ebbi modo di sottolineare come ebbero l'intelligenza di non danneggiare la Cappella degli Scrovegni neppure con vernice lavabile, e mi resi conto che lì c'era anche un pensiero dietro l'azione. È ovvio che la magistratura fa la sua parte, dico però anch'io con l'amico Nardella che è difficile connotare la loro logica d'azione con una logica terroristica. Siamo in un'altra dimensione, una politica simbolica che indubbiamente ha delle implicazioni negative sia per il patrimonio sia per i cittadini che devono muoversi in una città avendo la loro libertà, e questo è fondamentale. Ecco, credo che la magistratura debba vagliare attentamente, ma non voglio entrare in un campo che non mi appartiene, ma ribadisco e ripeto, non possono essere derubricate le loro azioni e il loro profilo a una dimensione, diciamo, di azione criminale. È un'altra logica d'azione, è squisitamente politica. La magistratura dovrà trovare quelle forme con cui contrastare l'azione, individuando le fattispecie, gli istituti giuridici coerenti con un principale obiettivo: impedirli di farlo ancora. Ma ripeto, non sono terroristi, non è un'azione criminale, è un'azione
assolutamente Le sbagliata. chiedo al volo, noi siamo davanti a Palazzo della Ragione, Nardella si rese protagonista, il sindaco Nardella si rese protagonista a Firenze del placcaggio di questi attivisti. Lei li placcherebbe se li vedesse con una bomboletta a spray qui a Palazzo della Ragione? Ma mi era già successo anni fa, ero a Villa Beatrice d'Este, ero assessore alla cultura in provincia, vidi dei ragazzotti che ballavano con i tacchi a punta, ragazze, su un pavimento antico. Feci chiudere tutto e li cacciai. Cioè, è chiaro che quando difendi il bene culturale, la difesa del patrimonio culturale viene prima di qualunque altra cosa, e dispiace che loro abbiano individuato il patrimonio culturale come terreno simbolico della loro azione. Lo capisco, perché il riverbero mediatico è internazionale, lo posso capire. Sono molto scettico sul rapporto causa-effetto, cioè ciò che loro producono in realtà non incrementa l'attenzione delle autorità pubbliche rispetto all'ambiente. Sono solo azioni autoreferenziali e per certi aspetti, mi dispiace dirlo, autopromozionali. Grazie allora all'assessore Colasio, da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentina e grazie all'assessore Colasio. Adesso andiamo a Treviso, resta in prognosi riservata, ma le condizioni sono in lieve miglioramento. Quelle del 14enne precipitato dal tetto di un capannone a Casale sul Sile, su cui era salito con 2 compagni per girare un video. Un lucernario aveva ceduto sotto il suo peso, facendolo cadere da un'altezza di 15 metri. L'ex fabbrica è stata posta sotto sequestro. Ci aveva detto che sarebbe andato con i compagni di classe sulle giostre e invece è salito su quel capannone. Dall'abitazione a poche centinaia di metri dall'ex Fofano di via Riviera Fornaci a Casale sul Sile, il padre del 14enne, precipitato dalla copertura dello stabilimento su cui era salito con 2 amici per fare un video con il telefono, ci spiega con le lacrime agli occhi che il figlio ha fatto una bravata da ragazzi che però, aggiunge, gli è costata cara. Poche parole, paura e speranza che si alternano. Lo studente al primo anno dell'ITIS è ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva al Cafoncello con fratture multiple. Ai genitori aveva raccontato che con gli amici sarebbe andato alla Sagra in centro. In realtà, insieme a 2 compagni di Villorba e Ponzano, si è introdotto attraverso un buco nella rete nell'area dell'ex Fofano, dismessa da tempo e andata all'asta pochi mesi fa. I 3 giovani sono saliti sulla copertura che col tempo e le intemperie risultava tutta ugualmente scura, spiega il papà, quando il 14enne ha messo i piedi inavvertitamente su un lucernario. Il plexiglass ha ceduto e il ragazzo è precipitato all'interno da un'altezza di una 15ina di metri, finendo sul pavimento. Gli amici hanno chiesto aiuto e sul posto si è portato in pochi minuti l'elisoccorso di Treviso Emergenza. E si è calato là, ho detto, ma incidenti qua in mezzo ai capi, no? E dopo ho visto che andavano dentro sul capannone. I carabinieri hanno posto sotto sequestro lo stabilimento e sentito i 2 ragazzi testimoni dell'incidente. I residenti della via parlano di un viavai continuo di ragazzini nell'area dismessa. Vanno là, giocano, però i giochi troppo alti e rischia. Prima cosa guardavo a me se ero qua fuori, stavo in strada. Se mi andavo via, allora lui andava dentro. Quando vedevamo questi ragazzini che saltavano la ringhiera, cioè li abbiamo richiamati più di qualche volta, in buono, senza fare... però no. Facevano quello che volevano. Ah no, non facciamo niente. Non facciamo niente. Ma perché andate di là? Così per vedere cosa c'è. E basta. Ma chi pensava che andassero sopra il tetto? Un fenomeno che va denunciato e combattuto, gli atti intimidatori che purtroppo a volte i sindaci devono subire. Allora ci colleghiamo, lo vedo già nel mio monitor, con Vicenza, dove c'è per noi Carlo Alberto Inghilleri, insieme a lui i sindaci di Roana e Valdagno che testimoniano 2 episodi che li hanno visti vittime in passato. Buongiorno Carlo e buongiorno ai sindaci. Buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno ai nostri ospiti, il sindaco di Roana Elisabetta Magnabosco e il sindaco di Valdagno Giancarlo Acerbi. Oggi parliamo di atti intimidatori che purtroppo a volte gli amministratori devono subire. In particolare in questo caso parliamo di 2 sindaci che hanno avuto una brutta esperienza, ma è stata tirata per la giacchetta, come si dice.
Sì, per la giacchetta veniamo tirati spesso, diciamo che ci sono due tipi di atti, quelli che sono così eclatanti come può essere stato il manifesto e quelli che invece accadono ogni giorno, però dentro di noi dobbiamo trovare sempre come sindaci il coraggio di dire no, il coraggio di fare in modo che questi atti non possano ripetersi, perché non possa esserci quindi un tipo di infiltrazione che ci porta quindi a dover ostacolare certe cose o comunque dobbiamo cercare di evitarle. Quindi la forza sempre di essere pronti a tenere gli occhi aperti, a capire quando ci sono delle tirate di giacchetta troppo importanti. Cosa le è successo a lei? Quale esperienza porta? Beh, tra le varie esperienze, diciamo quella più eclatante, quindi senza andare a toccare il secondo tipo di atti, è stata quella del manifesto nel 2021 che ha imbrattato tutta Asiago durante la notte nera, quindi nell'agosto. Un'esperienza sì, che mi ha fatto rivivere quello che è l'articolo 21 della Costituzione, ovvero la manifestazione di pensiero e di parola, per capire se era quello il modo, l'espressione in cui effettivamente doveva essere manifestato, e mi ha dato la forza di andare a fare ovviamente tutte le delucidazioni del caso sul punto, e anche la forza di continuare per portare sempre avanti il concetto di trasparenza. Ecco, rivolgo la stessa domanda anche a lei, Acerbi. A Valdagno qual è stata l'esperienza che l'ha colpita di più su questo profilo, quello degli atti intimidatori che a volte purtroppo i sindaci devono subire? Ma ce ne sono state più di una esperienza, diciamo le ultime due sono state 2 lettere minatorie con minacce pesanti rivolte a me, ma soprattutto alla mia famiglia, quindi con un metodo direi tra virgolette mafioso, quindi con parole ritagliate, incollate su un foglio di carta, ritagliate dai giornali, e quindi sono cose che preoccupano soprattutto per i familiari, per i miei figli, per mia moglie. Se uno si prende la briga di ritagliare delle lettere di giornale, incollarle e venire a depositarle in maniera anonima ovviamente nella cassa della posta, non è sicuramente una persona molto equilibrata, e quindi ci si può aspettare anche qualche atto inconsulto. Ovviamente bisogna denunciare. Sì, abbiamo denunciato, ho avuto grande collaborazione dalle forze dell'ordine, i carabinieri, ma anche dal prefetto, dal questore, che hanno disposto subito un servizio minimo di sorveglianza attorno a casa mia per un po' di tempo, ma soprattutto mi telefonavano e si informavano su come stessi, e quindi sentire la vicinanza delle istituzioni, del prefetto, della questura e dei carabinieri è stato molto importante. Ecco, in conclusione possiamo dire che diventa importante, fondamentale fare rete con le istituzioni del territorio, i sindaci con i loro assessori, ma con le forze dell'ordine, con la prefettura. Sì, è importante fare rete soprattutto per creare ovviamente a vantaggio delle generazioni più giovani una cultura di legalità e di coscienza civica di cui credo ce n'è estremamente bisogno. Bene, io ringrazio Giancarlo Acerbi, sindaco di Valdagno, che ci ha raccontato la sua esperienza, e Elisabetta Magnabosco, sindaco di Roana, anche lei che è stata toccata da questi atti intimidatori. 2 esempi che abbiamo voluto portare, 2 sindaci del Vicentino, che ringrazio per averci portato la loro testimonianza. La linea può tornare allo studio. Ringraziamo anche noi i sindaci, grazie anche a Carlo Inghilleri. Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, un veloce aggiornamento. Questa mattina al termine dell'alzabandiera al santuario di Cima Grappa un militare è scivolato sul prato ghiacciato riportando un probabile trauma alla caviglia. Scattato l'allarme verso le 8:20, sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM di Crespano e l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, mentre una squadra del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa si è messa a disposizione per un eventuale supporto. Atterrati nelle vicinanze, equipe medica e 2 tecnici di soccorso hanno raggiunto il 26enne vicentino di Grisignano di Zocco e gli hanno prestato le prime cure per poi caricarlo a bordo e trasportarlo all'ospedale di Feltre. Saluto, la ringrazio per essere con noi. Buongiorno alla presidente Anga Treviso, che è l'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori, Martina Dalgrande. Grazie Presidente per essere con noi. Grazie a voi dell'invito. Insomma, per l'agricoltura sembra non esserci pace. Abbiamo una siccità
fuori stagione, nel senso che siamo abituati a parlarne, Presidente, in piena estate, non certo all'inizio della primavera, che tanto primavera, viste le temperature, non è, e questo aggrava la situazione perché ha piovuto, ha nevicato in montagna, ma ce lo dicono i tecnici, non è sufficiente, e soprattutto non sarà sufficiente in ottica estate, e in più c'è un freddo fuori stagione che per gli alberi dà frutto, magari parlo non in modo corretto, però insomma questa è la stagione in cui girando si vedono gli alberi dare le prime gemme, insomma una situazione che vi preoccupa, immagino. Facciamo un po' il punto, Facciamo Presidente. un po' il punto, assolutamente. Allora, stiamo sicuramente vivendo un momento storico in cui la siccità ci sta dando parecchi pensieri. Siamo in uno stato considerato di emergenza ancora tollerabile. Vero è che una crisi idrica di queste portate non la vedevamo da molto tempo. Le falde sono diminuite e i nostri bacini sono ai minimi storici. Volendo partire da un dato, la Marca Trevigiana necessita di circa 300 milioni di metri cubi l'anno d'acqua e la nostra cosiddetta banca dell'acqua è costituita da 3 bacini fondamentali che sono il lago di Pieve di Cadore, il lago del Mis e il lago di Santa Croce. Insieme questi 3 bacini riescono a fornire all'incirca un 160 milioni di metri cubi. Già non sarebbero sufficienti, in più se partiamo già da un livello molto ridotto, dobbiamo pensare ad un piano di emergenza. È fondamentale. Il piano di emergenza prevede sicuramente la pulizia degli invasi alpini, in modo da renderli puliti e pronti ad accogliere l'acqua, prevede l'individuazione soprattutto nella zona più pianeggianti di cave dismesse per poter raccogliere l'acqua che verrà poi distribuita successivamente agli agricoltori, ma cosa più importante, direi che dovrebbe essere messa al primo posto, bisognerebbe creare una manutenzione e efficientare la nostra rete idrica dell'acqua. Parlo non solo a livello territoriale ma a livello nazionale. Sappiamo che purtroppo ci sono delle perdite, degli sprechi enormi, si aggirano all'incirca ad un 70%. Questo cosa vuol dire? Che se io personalmente nella mia azienda agricola richiedo 100 litri d'acqua, ne andranno a bersaglio solo 30, ne perderò lungo il tragitto circa 70. E capite che in un momento di emergenza idrica questo tipo di perdita non può essere assolutamente accettabile, lo possiamo anche dire. Non può essere accettabile, quindi è importante che ci sia un investimento dal punto di vista territoriale per rendere più efficienti ovviamente l'approvvigionamento dell'acqua. Ecco. Cosa succede? Dal punto di vista privato abbiamo visto che gli agricoltori sono corsi immediatamente ai ripari. Abbiamo avuto un 2022 molto complicato, molto difficile, ma gli agricoltori sono innovatori per tradizione, nel senso che siamo abituati agli imprevisti e sappiamo anche come rimboccarci le mani e cercare di risolverli, però in questo caso... E soprattutto, mi perdoni, di tamponare le mancanze che dovrebbero, le attenzioni che dovrebbero esserci a più alti livelli, apro e chiudo parentesi. Quindi cosa succede? Vedo che molti agricoltori, nella Marca Trevigiana siamo comunque caratterizzati da agricoltori che sono grandi innovatori e che hanno implementato nel corso degli anni, soprattutto nei vigneti, sistemi di irrigazione di precisione che possono essere appunto caratterizzati sia da subirrigazione che da irrigazione a goccia, che eliminano quasi nella totalità lo spreco dell'acqua. Quindi chiaramente gli agricoltori sono corsi ai ripari con implementazione di sistemi di irrigazione. Quello che però mi permetto di dire è che in questo senso dovremmo avere dalla nostra parte la burocrazia, che spesso e volentieri ci mette i bastoni tra le ruote insieme all'emergenza e non ci aiuta a rendere possibile e a realizzare in breve tempo quello di cui abbiamo bisogno. Quindi veramente mi auguro che nei prossimi mesi ci sia un po' uno snellirsi anche di tutto quello che è la burocrazia per rendere possibile l'efficientamento dell'irrigazione per gli agricoltori. E quindi questo un po' è il discorso. Ecco. Quindi in ottica estiva
che cosa stanno facendo questi agricoltori così innovativi, così anche lungimiranti, che capiscono e anticipano quelli che potrebbero essere i problemi proprio alla luce dell'esperienza dello scorso anno? In che modo si sta cercando, visto che si parla non di un razionamento dell'acqua per le abitazioni, ma il rischio grosso è che ci sia per l'agricoltura, e sapendo poi quella che è la conseguenza, quindi minore produzione e poi prezzi che chiaramente, perché poi c'è chi ci specula sempre in queste situazioni. Quindi un rendere più efficienti se sono già esistenti i già esistenti impianti di irrigazione, in modo da evitare e ridurre al massimo gli sprechi, e poi ci sono delle scelte che possono essere fatte nel breve termine. Per esempio penso, nel caso della viticoltura, a una determinata tipologia di portainnesti che vengono appunto selezionati nel clone della barbatella, che sono più resistenti e più tolleranti alla siccità, addirittura arrivano anche a richiedere un 30% d'acqua in meno. Cosa vuol dire? L'agricoltore quindi ha la possibilità di scegliere un portainnesto che possa essere più sensibile e che quindi crei potenzialmente meno danni qualora ci fosse una carenza idrica. Penso per esempio, adesso la stagione si sta avviando, penso per esempio ad una gestione della chioma, ad una gestione della parete fogliare della vite, in modo da renderla magari un attimino più ridotta, in modo che la vite non richieda troppa acqua, e infine un'attenzione alla lavorazione dei suoli. Attenzione agli inerbimenti e ad una minima lavorazione. Sappiamo che più andiamo a lavorare i terreni, più tendenzialmente andiamo a disperdere quell'umidità che viene trattenuta nel suolo. Quindi chiaramente questi sono tutti suggerimenti che ovviamente possono essere applicati in alcuni contesti, ma in altri magari non sono possibili. Quindi ovviamente anche in questo caso sta alla competenza e all'esperienza dell'agricoltore cercare di trovare il giusto compromesso. Ecco. Presidente, queste temperature sicuramente basse rispetto alla media del periodo, in un momento così delicato per certi tipi di colture, associati poi alle precipitazioni, grandinate in alcune zone, la neve che è scesa in altre zone anche insomma, non proprio di alte altezze, di elevate altezze, quindi abbiamo parlato anche la settimana scorsa di un piano neve che è scattato nuovamente in provincia di Treviso, sicuramente anche questo fuori stagione, come possono compromettere le prossime colture? Io penso per esempio, in questo momento siamo nel momento più delicato, c'è la fuoriuscita delle gemme, nel caso della viticoltura nelle nostre zone, che sono molto molto delicate. Quindi che cosa succede? Tendenzialmente gli agricoltori sanno che il tempo è un po' poco prevedibile ultimamente, quindi si cerca di concludere la potatura nelle zone più delicate, nelle zone dove tendenzialmente c'è una più alta possibilità di gelate verso, diciamo, la fine della stagione, in modo che l'attività vegetativa della pianta parta con un pochino di ritardo. Che cosa succede? Se abbiamo le gelate e le gemme sono già belle grandi, provocherebbe, diciamo, la morte, insomma, brucierebbero, e questo ovviamente ne comporterebbe una fertilità della pianta ridotta, e quindi sicuramente è uno degli aspetti che ci preoccupa di più, insieme alla grandine, che crea danni non solo nell'anno in cui viene ovviamente presa, ma anche negli anni successivi, perché poi ci si dimentica, no? Nel senso, quando una grandinata è molto forte, molto aggressiva, provoca dei danni nei tralci anche dell'anno successivo che possono veramente compromettere la fertilità e la produzione. Oltre alle viti ci sono anche altri tipi di colture, penso ritorno agli alberi da frutto che abbiamo visto splendidi, probabilmente anche in anticipo rispetto, abbiamo visto dei ciliegi in fiori in anticipo rispetto a quella che è solitamente la stagione. Questo che cosa può avere delle ripercussioni, o si riesce ancora a salvare la produzione? Assolutamente, anche in questo caso quando le gelate sono troppo abbondanti abbiamo la vegetazione si blocca, e quindi chiaramente da avere una produzione corretta e una distribuzione del frutto in modo corretto avremo ovviamente una riduzione significativa della produzione, e quindi è veramente un problema. Di nuovo è qualcosa che non possiamo prevedere, non possiamo neanche limitare, perché in realtà è la natura. E senza entrare in tecnicismi che magari al nostro pubblico non sarebbero chiari, sappiamo che c'è tutto il discorso sulle assicurazioni proprio alla luce di questi cambiamenti climatici sempre più forti e persistenti nel tempo.
gli agricoltori si stanno adeguando a questo o rimane ancora una pratica per pochi, diciamo così? Noi come giovani agricoltori sicuramente siamo molto sensibili al tema delle assicurazioni. È una battaglia che a livello nazionale stiamo facendo, quella di sensibilizzare gli agricoltori a vedere appunto l'assicurazione come un'ancora di salvezza, e lo è veramente, perché nella mia realtà o comunque nel Trevigiano in generale sappiamo che c'è una percentuale molto elevata di agricoltori che si assicurano. È cosa ben diversa però se andiamo a guardare il resto d'Italia. Le assicurazioni prevedono principalmente una copertura da danni da grandine, ma ultimamente, proprio perché abbiamo visto una presenza di gelate tardive sempre maggiori, c'è un'attenzione particolare anche ad un'assicurazione che copra poi le gelate, ed effettivamente è uno strumento che serve molto all'agricoltore, anche un po' per aiutarlo, qualora appunto le perdite siano molto elevate, a ridurre ovviamente il danno. Ecco. Sarà ipotizzabile fare delle assicurazioni anche contro i furti, Presidente? Perché la settimana scorsa ci siamo occupati di un furto di oltre 2000 piantine di viti nella zona di Montebelluna, e ci diceva il titolare dell'azienda che ha subito questo furto che non è il primo per lui, anzi, e diceva in zona ce ne sono stati già 5, anche più importanti rispetto alle 2000 piantine, che c'ha insomma più o meno 8.000 euro di danno, per cui non è una cosa così indifferente. Poi ci diceva il lavoro è duro, siamo in un momento particolare, per cui insomma è un danno, e lui diceva, è un signore di 91 anni, fa passare anche la voglia di lavorare. Quindi questi furti, lui parlava, tanto più che siamo in un momento appunto particolare, perché la domanda è tanta, l'offerta proprio per le condizioni meteorologiche è poca, e quindi fa gola anche rubare queste piantine. Avete riscontri di episodi del genere? Allora, il fenomeno diciamo dei furti di barbatelle è un fenomeno che esiste da tanto, esatto. È chiaro che il valore della barbatella ovviamente è cambiato, perché ovviamente domanda-offerta, certo. Il valore di mercato l'anno scorso e quest'anno ha raggiunto veramente cifre importanti, ed è un fenomeno che purtroppo si sta verificando. Quello che possiamo dire è che purtroppo non si riesce nemmeno ad assicurarsi, certo. Perché so diversi agricoltori che hanno, proprio per riuscire a dormire anche sonni tranquilli, certo. Speravano di poter sfruttare quest'arma dell'assicurazione, purtroppo però non era prevista, e quindi ci troviamo, per chi ovviamente mette a dimora un nuovo vigneto con un numero magari importante di barbatelle piantate all'aria aperta, magari senza recinzione, senza particolari diciamo dissuasori di sicurezza, si trova veramente ad avere parecchia angoscia che dal giorno alla notte venga rubata, anche perché è facilissimo, nel senso che basta sfilarle, non ci vuole molto. Perché diceva, in effetti, se la interrompo, diceva questo signore, io non posso mettere dei sistemi d'allarme tutto all'aperto, come posso fare? Per cui diventa anche complicato, poi quello è un ulteriore investimento che va poi eventualmente messo a bilancio. E il vero problema poi, mi permetta, è anche quello di dire non le ho più, e forse non riuscirai neanche a trovarle, perché c'è proprio anche una carenza di barbatelle, di materia prima, e quindi generalmente si prenotano per tempo, quindi veramente il danno è duplice. Sì. Oltre a quello puramente economico. Sì. Presidente dell'Associazione Giovani Agricoltori, la domanda viene spontanea. Noi abbiamo notizie che sempre più spesso i giovani si avvicinano al mondo dell'agricoltura. Si parla tanto di disoccupazione giovanile, si parla di mancanza di cambio generazionale in alcuni settori. Lei è giovanissima, e qual è la realtà dei giovani in agricoltura? E mi aggancio subito con una domanda alle difficoltà. Noi sappiamo che lei ha anche rapporti diretti con Bruxelles, quindi con la realtà europea. Da questo punto di vista, che aiuti ci sono, e come i giovani appunto che difficoltà si trova in questo mondo? Allora, è vero, anche a noi è capitato di leggere spesso e volentieri titoloni di giornale dove appunto viene scritto che i giovani si avvicinano all'agricoltura.
è parzialmente vero, nel senso che siamo parecchi, ma non siamo tantissimi. Generalmente mi piace analizzare i fatti leggendo dei dati certi e prendo a riferimento l'ultimo censimento Istat che è stato pubblicato a settembre 2022. Un dato Istat che purtroppo non è molto positivo, perché rispetto ai 10 anni precedenti vediamo una diminuzione di circa il 20% delle aziende il cui leader, il cui titolare ha meno di 40 anni. È un dato negativo, ma in realtà se poi andiamo a vederlo nel dettaglio vediamo che sono aziende gestite quindi da giovani che tendenzialmente hanno dimensioni più grandi rispetto alle altre aziende. Parliamo di una ventina di ettari di media rispetto ad una decina degli altri. Sono aziende tendenzialmente certificate sostenibili, SQNP o biologiche, dipende appunto dalle zone di riferimento. Sono aziende estremamente digitalizzate. Quando dico estremamente significa che lo sono per un 34% rispetto ad un 9% delle altre aziende e estremamente innovative. Sono aziende però tendenzialmente non con terreni di proprietà ma con terreni in affitto, e questo fa capire quanto effettivamente il vero problema dei giovani in agricoltura molto spesso sia l'accesso al credito per acquistare questi terreni. Ci sono degli agricoltori che hanno ereditato o comunque lavorano nell'azienda di famiglia, ma ci sono anche giovani agricoltori che si avvicinano ex novo e che però non hanno il potere economico di acquistare i terreni, e la difficoltà dell'accesso a credito veramente limita la possibilità di aprire una realtà aziendale. La possibilità di poter affittare è un'opzione comunque molto positiva, molto concreta. Cosa succede? È un dato, questo 20% in meno fa un po' paura, ma in realtà andando a guardare nel dettaglio ci fa capire che forse ci sono meno under 40 al vertice, ma questo non vuol dire che non ce ne siano in generale. Significa che probabilmente molti lavorano nelle aziende di famiglia e che non hanno ancora ceduto il passo. Preso testimone, magari da genitore o dal nonno. Il cosiddetto ricambio generazionale per noi di Giovani di Confagricoltura è veramente un po' il nostro pallino. Noi ci teniamo tantissimo a far capire quanto sia importante collaborare, cooperare tra la generazione che ci ha preceduto e la nostra, perché l'esperienza, la competenza, il know-how dei nostri genitori, zii o parenti, insomma, è unico, è qualcosa che veramente non deve essere perduto ed è importante collaborare e cooperare. Ma sapere che le aziende gestite da giovani sono estremamente digitalizzate, estremamente innovative, competitive nel mercato anche a livello internazionale, forse deve farci capire che l'ingresso di un giovane in agricoltura può portare a quel cambiamento, a quello slancio a cui l'agricoltura veramente sta sperando, per farla un pochino uscire da questa situazione, perché c'è veramente tantissimo da poter fare e le aziende agricole sarebbero anche pronte, però in alcuni casi appunto una leadership magari molto adulta, lei prima ha citato un 91enne, insomma giustamente magari hanno anche un po' paura delle sfide o forse anche non si fanno troppe domande di che cosa il mercato chieda, e quindi penso che un buon connubio tra giovani e meno giovani sia il vero successo per le aziende agricole venete e non solo, ovviamente. Allora io la interrompo un attimo, Presidente, perché devo aprire una finestra sulla solidarietà. Se lei ha possibilità di fermarsi 5 minuti, 10 minuti, poi concludiamo per capire Bruxelles in che modo anche per l'Italia interviene. Dovremmo avere in collegamento la dottoressa Franca Benini, primaria dell'Hospice Pediatrico di Padova. Buongiorno dottoressa, grazie davvero per essere con noi. Buongiorno a voi e grazie per questo appuntamento. Allora cerchiamo di darvi una mano perché avete una sfida aperta molto bella, molto importante, perché poi la mission di questa sfida è davvero importante sulla sensibilizzazione della cittadinanza sull'importanza delle cure palliative pediatriche e si aggancia all'appuntamento del 23 aprile con la Padova Marathon. In che cosa consiste questa, io l'ho chiamata una sfida, però questo appello che voi lanciate, dottoressa? Allora, è la voglia di coinvolgere il maggior numero possibile di persone proprio in questa sfida. Penso che il termine sia giusto,
L'obiettivo è quello di portare le cure palliative pediatriche al centro della discussione e dell'attenzione, e quindi vorremmo raggiungere il mitico numero di 1500 persone che camminano, corrono con la maglietta dell'hospice pediatrico. Il tutto per condividere e parlare di questo argomento, un argomento che alle volte fa paura, ma che è veramente una grande possibilità che viene dato ai bambini e alle loro famiglie. Si correrà con il nome Fiato e Cuore, credo insomma che già il nome racchiude in sé il senso di questa iniziativa. Un'informazione: si può richiedere la maglietta e il pettorale compilando il form all'indirizzo fiatoecuore tutattaccato.org. Perché? Voleva aggiungere qualcosa, dottoressa? Prego. Sì, no, l'obiettivo che ci siamo posti è un obiettivo molto alto. Le cure palliative pediatriche sono organizzate in una rete di servizi in Regione Veneto. La Regione Veneto è stata la prima in Italia e fra le prime al mondo a dare questa tipologia di servizi ai bambini che hanno una malattia inguaribile, ma che possono vivere molto bene nell'inguaribilità e possono raggiungere degli obiettivi anche molto grandi, sia in termini di qualità di cura che di qualità di vita. Ecco, l'idea è di mettere il cut-off molto più alto. Ora abbiamo un hospice presso l'azienda ospedaliera di Padova, il Dipartimento di Pediatria, che è un hospice che è diventato piccolo. Sono solo 4 posti, l'obiettivo è quello di allargare in quantità e qualità l'hospice pediatrico, farne uno di più grandi. La Regione ci ha già supportato e dato il suo ok, saranno 12 posti, una casa aperta a tutte le famiglie e a tutti i professionisti della rete che si trovano a lavorare e collaborare per la cura e la salute di questi bambini. Quindi l'obiettivo grande, un obiettivo condiviso, è un segno importante che la sanità a livello regionale e a livello locale sta dando nei confronti proprio della cura portata alla migliore possibilità di ottenere un buon risultato. Cure palliative significa una vita dignitosa. Lei ha usato delle parole prima, davvero ha detto malattie incurabili, ma si può con le cure palliative dare una degna vita, una vita con la V maiuscola a questi bambini. Assolutamente sì. In Veneto ci sono 900 bambini che hanno una malattia che non prevede guarigione, però sono 900 bambini e con loro 900 famiglie che possono avere una qualità di vita e di cura ottimale. Il nome cure palliative ha un retromito molto pesante, si connette di solito a una morte imminente. La realtà dei fatti è completamente diversa. Le cure palliative si occupano della vita di questi bambini, una vita che può essere molto buona anche se in ambito di malattia e di inguaribilità. Ecco, l'obiettivo è proprio quello, diamo la vita a questi pazienti, ma non che sia solo vita, ma che sia una buona vita. E questo deve essere un obiettivo comune, proprio perché oltre all'ambito sanitario c'è quello sociale, c'è quello del confronto fra i pari, c'è l'accettazione della fragilità, ed ecco perché diventa veramente un obiettivo che dobbiamo condividere e dobbiamo assolutamente raggiungere. Da qui il mio appello: domenica, il 23, dobbiamo essere in tanti per portare avanti questo percorso. C'è ancora strada da fare, dottoressa, per le cure palliative in fascia pediatrica, soprattutto stiamo parlando di questo nel nostro paese? Sì, c'è ancora molto da fare, c'è molto da fare in ambito organizzativo per quanto riguarda il riconoscimento di risorse, ma forse la cosa che pesa maggiormente è la paura nel parlarne, è il fatto che molto spesso questi bambini diventano invisibili perché approcciarsi può sembrare difficile, può sembrare molto più complicato di quello che in realtà è. Certo, affrontare queste situazioni richiede competenza, come tutto il resto della medicina rivolta al paziente pediatrico e non solo,
ma abbiamo tutti gli strumenti per poter far vivere bambini, famiglie allargate nella maniera migliore possibile. Pensi che la ricaduta sociale è importante perché per ogni bambino 300 persone cambiano la vita e quindi un'onda lunga che interessa davvero un numero elevato di persone, di famiglie, di amici e di rete sociale allargata. Ecco, ha fatto bene a sottolineare quella che è la rete sociale allargata, perché far vivere dignitosamente un bimbo con una malattia simile significa anche dare per quanto possibile sollievo a chi gli sta intorno, quindi ai genitori, ai fratelli, a tutti i familiari, e quindi l'importanza delle cure palliative passa anche attraverso manifestazioni come queste. Allora, in chiusura, dottoressa, l'ultimo appello a come fare per raggiungere questa soglia dei 1500 partecipanti. L'appuntamento il 23 aprile per la Padova Marathon, per portare questa maglietta che ha un valore, un significato elevatissimo. È una condivisione di responsabilità. Sì. Noi facciamo parte di una società che riesce a conquistare ad ottenere gli obiettivi che si propone. Bene, io auguro veramente a tutti di prendersi il proprio spicchio di responsabilità nei confronti di questi bambini e di queste famiglie, e sono certa che raggiungeremo l'obiettivo, per cui invito tutti a iscriversi e a partecipare con noi a questa gara, che è una gara emozionante, non è certamente una gara sportiva, ma è soprattutto una ritrovarsi nei confronti della dignità e della vita di questi pazienti e delle loro famiglie. Una gara sportiva che assume un valore ancora più elevato con questa vostra iniziativa. Allora, in bocca al lupo, e magari, dottoressa, ci torniamo ad aggiornare per capire se, ma immaginiamo di sì, anzi io sono certa che si supereranno i 1500 iscritti, e per sapere insomma quello che è stato poi il traguardo davvero raggiunto in tutti i sensi. In bocca al lupo, grazie per il lavoro che fate, perché è un lavoro, è una missione più che un lavoro davvero fondamentale. Grazie davvero alla dottoressa Franca Benini, primaria dell'Hospice Pediatrico di Padova. Buon lavoro e in bocca al lupo per questa iniziativa. Grazie davvero, dottoressa, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Grazie davvero, era doveroso aprire questa finestra e rilanciare questo appello dell'Hospice Pediatrico per il 23 aprile, 1500 iscritti per lanciare questo messaggio. L'abbiamo capito, l'ho spiegato benissimo, dottoressa, che cosa significa cure palliative per questi bambini. Torniamo con la Presidente Anga Treviso, Martina Dal Grande, un'ultimissima domanda. Abbiamo fatto il quadro di quella che è la situazione dei giovani in agricoltura, c'è bisogno però di un aiuto, perché da soli non si riesce. Vorrei capire, visto insomma i suoi contatti, il suo lavoro anche a Bruxelles, come a livello europeo si aiuta l'agricoltura in generale e poi se c'è attenzione proprio ai giovani. Allora, da 1 anno e mezzo circa sono stata scelta come delegata presso il SEJA, che è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, che ha sede a Bruxelles. Si tratta di un organo che dialoga con Consiglio Europeo e con Parlamento e analizza le varie tematiche, le varie proposte di legge, e insieme questo gruppo di giovani agricoltori europei unisce le forze e unisce i pensieri affinché un messaggio forte e concreto dei giovani europei arrivi alla leadership. Quello che è molto interessante è sicuramente capire che a livello europeo ogni paese ha diciamo, tempi per innovazione e progresso che sono diversi, perché chiaramente ci sono paesi, per esempio nel nord Europa, che sono magari più sensibili a determinate tematiche rispetto ai paesi mediterranei. È importante questa condivisione perché insieme possiamo in qualche modo prendere le cosiddette migliori pratiche di ogni paese, di ogni nazione e farle proprie, le cosiddette best practice. Certo. E mi è capitato diverse volte di condividere per esempio il lavoro fatto dagli amici olandesi piuttosto che dai finlandesi e dire: perché non pensiamo di provare a fare anche noi questa cosa? Per esempio nell'emergenza idrica il Lussemburgo, la zona del Belgio, nelle Fiandre in particolare, avevano già avuto grossi problemi, anche l'Olanda aveva avuto grossissimi problemi di ricettività della risorsa idrica acqua, e insieme si è pensato anche ad
ad un programma di sensibilizzazione e di educazione a quanto effettivamente questa risorsa sia importante. Quando si lavora a Bruxelles ci si rende conto che effettivamente è come se si fosse un attimino 10 anni. Si stesse vivendo il futuro in qualche modo, no? Le decisioni che vengono prese a Bruxelles a cascata succederanno nei vari paesi nel giro di qualche anno, e quindi chiaramente riuscire a condividere il più possibile con i giovani agricoltori nazionali e renderli, diciamo, pronti e preparati a questi cambiamenti è la sfida più importante, no? Di nuovo il dialogo è sempre aperto con le istituzioni europee, sono sempre disposti e pronti ad ascoltare i nostri input e i nostri suggerimenti. È chiaro che dobbiamo esserci però, perché non possiamo lamentarci che le cose non vengono fatte. Se si sta in silenzio non ci si fa dobbiamo sentire. esserci, dobbiamo Certo. far sentire la nostra voce, perché in Europa ci sono dei paesi che sono molto bravi a far sentire la loro voce, e quindi noi dobbiamo essere altrettanto bravi a farci sentire. Ecco. Questo è il ruolo che l'Italia deve ritagliarsi a livello europeo, non solo per questo ma per tanti altri temi, perché poi sì, come diceva lei, siamo bravi a lamentarci, però poi ce ne stiamo chiusi a casa nostra. Presidente, grazie davvero per essere intervenuta, abbiamo fatto un quadro completo della situazione, speriamo, guardando il cielo, che arrivi la primavera e che si stabilizzi il tempo per un'estate un po' più tranquilla. Grazie a Martina Dal Grande, Presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori di Treviso. Grazie davvero. Grazie mille. E conto di averla nuovamente in studio per vedere come evolve la situazione. Grazie davvero Presidente. Passo da una Presidente ad un'altra, oggi tutto targato al femminile, il nostro spazio. Saluto, grazie, ben ritrovata. Ne parliamo questa volta con tematica diversa con la nostra ospite, che è la Presidente della Neonata Fondazione Welfare Dolomiti Belluno, Francesca De Biasi. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito, è un piacere. Allora, Presidente, io ho detto Neonata Fondazione perché è cosa di pochi giorni fa, la conferenza stampa di presentazione insieme anche al Vescovo, con il quale vi siete interfacciati proprio per individuare quelle che sono le strade da seguire. La Fondazione nasce dall'evoluzione di un comitato che era nato, mi corregga se sbaglio, anche per delle azioni contro lo spopolamento, che poi è stato deviato perché è nato pochissimi giorni prima poi della tempesta devastante di Vaia, e quindi il vostro impegno si è incanalato per aiutare tutto quello che sono state le conseguenze provocate dalla tempesta, ma adesso c'è questa importante evoluzione che guarda al welfare di un territorio come quello di Belluno, che sappiamo parlare alle volte con una lingua diversa rispetto al resto del Veneto. A lei la parola, Presidente, ci racconti questa fondazione? Sì, è un grande piacere perché, come ho avuto occasione di dire più volte, questa trasformazione in realtà è proprio una maturazione di una realtà che già in qualche modo era negli animi ancora prima del 2018, che poi mi era stata consegnata come intenzione quando allora ero divenuta consigliere provinciale, proprio con la delega al welfare, e che poi appunto ha visto la sua nascita alla fine del 2018 con l'intento come comitato di prendersi cura del tema dello spopolamento, quindi della denatalità nella nostra provincia. Sappiamo che è un problema che non affligge soltanto la provincia di Belluno, ma in realtà l'intera Italia, però in area montana questo significa proprio ha, diciamo, un impatto molto più grave ed importante sulla comunità. Come diceva lei, alla fine del 2018 noi eravamo riusciti a creare una realtà molto particolare, quindi era già una realtà unica e particolare in Italia, perché avevamo riunito intorno allo stesso tavolo la diocesi, i sindacati, le associazioni di categoria, la conferenza dei sindaci, il consorzio Bimpiave, quindi era un gruppo, diciamo, molto nutrito e molto competente, che aveva il compito insieme di ragionare su questo tema. Ci eravamo dati 3 anni circa di tempo di sperimentazione per capire se aveva senso il nostro comitato, se avremmo potuto continuare, evolverci, oppure se in qualche modo, esaurita la fase di sperimentazione, potevamo chiudere in qualche modo l'esperienza. E questi anni, come lei ha già anticipato, in realtà sono stati anche caratterizzati da numerose emergenze, che però non ci ha visto
inermi e fermi. L'emergenza di Vaia, che ci ha occupato almeno un anno, insomma, della nostra prima attività, poi è arrivato il Covid, la guerra in Ucraina, quindi ecco, ci sono state una serie di emergenze che noi abbiamo affrontato. Ricordo che più o meno in questi anni solo di donazioni liberali abbiamo ricevuto e ridistribuito oltre 600.000 euro, tra i 600 e i 700.000 euro in iniziative diverse, e che però ci ha anche permesso nello stesso tempo di ragionare anche su altre problematiche. Quindi abbiamo messo in piedi uno sportello online per il rientro, abbiamo inventato un po' una modalità di prenderci carico delle donne vittime di violenza con un accordo con Federalberghi e gli alberghi. Quindi quello che possiamo dire, insomma, che dopo questi anni abbiamo deciso che forse meritavamo di fare un salto, e vedendo i pro e contro della formula molto snella con la quale ci eravamo riuniti, abbiamo pensato di fare proprio un salto di qualità, diventando una fondazione ETS, un percorso lungo, un anno circa, e che non potevamo fare da soli. Infatti ci ha seguito il professor Gori della Scuola Sant'Anna di Pisa, e anche un po' con orgoglio che lui stesso ha ripetuto più volte come siamo un'esperienza unica in Italia. Questo è un grande onore per noi, e speriamo di essere anche modello e ispirazione per altre realtà della nostra bella nazione. Ecco, è bene sottolinearlo, lo ha fatto benissimo, me ne sono dimenticata io all'inizio, che siete appunto il primo esempio di fondazione di questo tipo, con questa rilevanza, che poi, lo ha ricordato lei, mette insieme trasversalmente tutti i soggetti impegnati nella società, perché ci sono tutte le associazioni, dunque c'è un impegno a 360 gradi e una collaborazione, quindi, perché poi vanno individuate i settori, i campi dove c'è necessità di intervenire. Quali sono le sfide che vi siete messi, diciamo così, sulla carta, intanto sulla carta, che poi sicuramente riuscirete a concretizzare? Perché io prima ho detto che Belluno, perché ne parliamo con gli ospiti, è una realtà a sé, è un territorio a sé, spesso dimenticato da chi dovrebbe decidere, intervenire, parliamo degli alti vertici, ma che è una risorsa fondamentale dal punto di vista turistico, paesaggistico, economico per la nostra regione. Quindi quali sono i campi nei quali ritenete che va subito fatto un intervento? Allora, in alcuni settori noi già abbiamo iniziato ad intervenire, credo però che la cosa più importante, diciamo, gli aspetti sul quali noi in qualche modo troviamo sinergie e siamo tutti d'accordo, è intanto che il fenomeno dello spopolamento, comunque il vivere in montagna, è un fenomeno che va guardato sia con i numeri, ma poi va guardato anche con le storie e i vissuti delle persone, ed è per questo che una realtà come la nostra, che ad oggi ha 11 sostenitori e più, diciamo in qualche modo, la promozione della conferenza dei sindaci della provincia, è una realtà che permette di vedere un problema complesso con diversi occhiali, diversi punti di vista, e quindi in questo senso rappresentiamo tutti, e tutti in qualche modo siamo motivati proprio per questo motivo a portare avanti in sinergia le problematiche. Quindi prima cosa, comprendere il fenomeno, che è complesso, senza delle ricette uniche, ma comprenderlo dal di dentro, non solo con i numeri ma anche con le storie e i vissuti delle persone. Così, ripeto, come abbiamo fatto anche nei nostri contributi. Ricordo che con Vaia 500.000 euro li avevamo distribuiti attraverso un bando, gli altri 560.000 euro li abbiamo distribuiti su indicazione e su segnalazione specifica dei sindaci, degli assistenti sociali, proprio con l'idea che esistono i numeri, ma esistono anche storie che è difficile inquadrare in un modello. Questo è un po' come esempio, no, del nostro modo di ragionare. La seconda cosa è che è sempre importante distinguere quello che compete a noi e quello che non compete a noi, rispetto al quale possiamo solo fare segnalazioni. Chiaramente un territorio montano ha necessità di collegamenti, perché se non possiamo avere i servizi ovunque, dobbiamo garantire o attraverso la rete o attraverso le infrastrutture di poter raggiungere velocemente i servizi, o pensiamo anche agli ospedali e tutti quei servizi essenziali per la vita anche in montagna. E certamente noi non possiamo creare delle strade, però possiamo prenderci cura della vita delle persone che rimangono e del loro benessere proprio a 360 gradi. Infine,
quando lei prima accennava, dopo faccio degli esempi concreti di quello che abbiamo fatto e di quello che possiamo continuare a fare, però mi sembra importante sottolineare come l'indirizzo di quello che noi vogliamo diventare non deve partire dal basso, ma deve partire come da una immagine della Belluno che noi vogliamo. Non possiamo immaginare di avere una Belluno come Padova, come il centro di Padova, il centro di un'altra grande città. Non è nell'interesse dei bellunesi, non sarebbe sostenibile e significherebbe anche tradire un po' quello che è l'identità delle persone che lì abitano. E quindi in questo mi piace riportare proprio il nostro logo. Ricordo sempre che il logo della nostra fondazione, prima fondo e adesso fondazione, è stato creato da dei giovani. Avevamo fatto un concorso nelle scuole, a partire dalla terza superiore di tutte le scuole appunto superiori della provincia. 100 ragazze avevano partecipato e il logo che noi avevamo scelto nella parola welfare traduceva la parola welfare in we are, e dentro le singole lettere c'è l'immagine della montagna, della famiglia, della solidarietà. Ricordo le 3.000 associazioni di volontariato che hanno anche aiutato e in qualche modo sostengono la provincia nei momenti di crisi. Sulle crisi siamo bravissimi, su questo non c'è dubbio. Diciamo che adesso dobbiamo imparare anche a promuovere il nostro territorio, ma quando c'è un problema e una crisi, lì no, forse scherzo, insomma non ci batte nessuno. Però quindi la solidarietà, la famiglia, la montagna e la natura. Quindi questa è la Belluno che noi immaginiamo, una Belluno che non può tradire la sua vocazione legata al contatto con la natura e anche a un piacevole stare in sicurezza, che sono un po' le caratteristiche principali che un tempo ci portavano anche ai primi posti del Sole 24 Ore. E è quello, devo dire, anche che ci riportano i giovani. Adesso non so se è il momento, però avevamo anche condotto un questionario, un'indagine su 1600 persone della provincia di Belluno. In gran parte avevano risposto autonomamente tra i 16 e i 21 anni. Questo significa che abbiamo ben sperare rispetto al desiderio dei giovani di immaginare una provincia a loro immagine e somiglianza, e anche rivolto ai giovani che erano emigrati negli ultimi 5 anni per motivi lavorativi, essenzialmente in altri luoghi, soprattutto all'estero. Ecco, cos'è che ci dicono tutti? Che a Belluno dicono servono più strade, ancora più che eventi, cultura, ma più strade per collegare il servizio, collegare appunto le persone, però a Belluno vorrebbero ritornare per il rapporto con la natura e una qualità di vita fatta proprio di sicurezza. E credo che siano due aspetti importanti, sono questi aspetti che noi dobbiamo guardare, ecco, e rispettare nel futuro. Dottoressa, se riusciamo a sintetizzare quelli che sono i principali, perché immagino saranno tanti interventi che siete riusciti a concretizzare in questi anni, e prima però le chiedo chi fa parte del vostro team, chi sono i componenti di questa fondazione? Lei è il presidente, e poi chi l'aiuta in questa missione così importante? Allora, i fondatori sono la CGIL, la CISL, la UIL e la SPCGIL. Confindustria, Confartigianato, l'Appia, l'Ascom, adesso ho sempre timori, siamo in 11 di dimenticare qualcuno, e Confagricoltura e il Comitato d'Intesa e la Diocesi di Belluno-Feltre. Abbiamo poi 10 consiglieri e un presidente, che sono io. I miei vicepresidenti sono il vicepresidente vicario Mauro De Carli, che era l'ex segretario della CGIL, e l'altro vicepresidente Cristian Sacchetta, direttore dell'Appia, altro fondatore della nostra fondazione. In più, come dicevo prima, siamo sostenuti all'atto costitutivo, hanno partecipato anche il presidente della provincia e il sindaco di Belluno in qualità di presidente della conferenza dei sindaci, che hanno garantito attraverso alcune forme il sostegno, non potendo diventare fondatori di un ente del terzo settore, hanno garantito il sostegno
in diversi modi alla nostra fondazione. Ecco, già il fatto che tra i fondatori ci siano i sindacati, ci siano poi tutte le imprese, tutte le associazioni di settore, dagli industriali ai commercianti, indica l'unicità e l'importanza di questa fondazione, che ripetiamo essere unica in Italia, e immaginiamo che potrà essere d'esempio poi per il resto del paese. È anche sintomatico, Presidente, che nasca in un territorio come quello bellunese, come apripista per una fondazione del genere. Sì, devo dire che qualche volta noi ci troviamo a dire che il problema, cioè le montagne non creano un problema solo con gli spostamenti, ma anche proprio in termini di comunicazione tra le vallate. È anche vero però che siamo un territorio piccolo e quindi non dico che ci conosciamo tutti, però c'è maggior facilità e questo può essere anche un vantaggio nel creare sinergie, collaborazioni, e ecco, non ci sono troppi passaggi per parlare e per discutere e condividere. Rispetto poi, lei prima mi chiedeva quello che abbiamo fatto, le azioni principali e poi dove vogliamo andare. Allora, nelle nostre azioni principali possiamo dividere tra le azioni quelle legate all'emergenza, e penso agli oltre quasi 600.000 euro distribuiti tra, un po' di meno, 550.000 euro distribuiti tra l'emergenza Baia, l'emergenza della frana che c'era stata a Schiucaz, altre emergenze proprio dovute legate al nostro territorio nell'Agordino, all'emergenza del Covid, per cui abbiamo raccolto e distribuito oltre 44.000 euro ai due ambiti sociali di Belluno e Feltre, l'emergenza Ucraina. Abbiamo pagato i biglietti, pensando un po' come il nostro territorio, abbiamo dato un piccolo fondo alla provincia per pagare i biglietti ai profughi che arrivati in provincia avevano necessità però, ospitati nei diversi comuni di periferia, di potersi spostare agevolmente all'interno della provincia. Ancora in termini di emergenze noi abbiamo un po' inventato, questo ci arroghiamo un po' questa invenzione, un progetto per accogliere le donne che sono vittime di violenza e che le forze di polizia devono in pochissimo tempo allontanare dalla propria casa, per cui in un accordo fatto con Federalberghi noi garantiamo le prime 4-5 notti fin tanto che appunto i servizi del territorio possono attivarsi per riuscire a creare un progetto stabile per queste donne. Quindi questo proprio nell'idea che i problemi delle comunità se ne deve prendere carico la comunità, quindi le questioni più importanti, spinose, è importante che vengano prese in carico dalla comunità stessa e non soltanto dagli enti che sarebbero preposti a questo. In più negli ultimi 2 anni diamo dei contributi alle famiglie a basso reddito che hanno un bambino in un nido di montagna, e ancora abbiamo finanziato insieme al Consorzio di Impiave uno sportello online per il rientro per tutti quei giovani che vorrebbero rientrare nella nostra provincia ma magari dopo molto tempo non sanno orientarsi nel mondo del lavoro e non sanno bene semplicemente anche come ricercare, hanno bisogno di un contatto per cercare un posto di lavoro che valorizzi la loro professionalità. A queste poi si aggiungono tutte le iniziative più culturali. Quindi soprattutto grazie a un finanziamento che avevamo avuto di San in Veneto ci siamo presi molto cura anche del benessere non solo fisico, economico ma anche psicologico, questo con il Covid, formando un po' tutte le realtà anche dell'azienda ULS che sul tema della psicotraumatologia, e questo era stato un apporto importante nel periodo post-pandemico. Una cosa simile l'abbiamo fatta un po' per tutte le persone, la protezione civile che che stava accogliendo i profughi per aiutare a capire come rispettare anche i loro silenzi e come comprendere i traumi e come appunto accogliere nel modo più rispettoso possibile queste persone così traumatizzate nella loro fuga in un paese più sicuro. E ha un'altra serie di conferenze. Poco tempo fa abbiamo fatto una conferenza proprio rivolta agli esercenti sul tema della violenza di genere, chiamando le persone che principalmente nella nostra provincia se ne occupano, dalla procura alle forze di polizia all'azienda sanitaria e al volontariato. Quindi diciamo le nostre azioni, come vede, tengono conto di più livelli, di un livello economico, sociale, e quindi diamo dei contributi, ma anche di un livello più di benessere legato alla persona, e quindi tutti gli interventi di sostegno e di formazione, psicoeducazione, quelli di tipo culturale, ed ancora
a quelli che riguardano invece un aspetto di consulenza. Un po' di tempo fa abbiamo dato una consulenza, visto che il nostro fondo ha dentro tutte queste realtà sindacali e realtà produttive, abbiamo dato una consulenza alla provincia di Belluno per l'utilizzo dei fondi di confine nel post-Covid agli esercenti e alle aziende produttive, quindi alle realtà produttive. Quindi ecco, gli interventi sono diversi, la direttrice, diciamo la lente, è sempre un po' quello che ci può aiutare ad aiutare il benessere della persona in un territorio che è svantaggiato per quanto riguarda i servizi ed è svantaggiato a causa della denatalità. Però adesso insomma questo territorio ha un nuovo alleato contro queste problematiche e la mission è ben definita, e quindi davvero buon lavoro a lei Presidente, buon lavoro a tutti coloro che sono coinvolti in questi importantissimi progetti che davvero spaziano in tutti i campi del welfare e non solo. Grazie alla dottoressa Francesca De Biasi, Presidente della Fondazione Welfare Dolomiti Belluno, e chiaramente torneremo ad aggiornarci su quelli che saranno i passi che questa neonata fondazione farà da qui al futuro. Grazie dottoressa, grazie Presidente, buon lavoro. Vi ringrazio. Restiamo nel bellunese con questa foto che racconta della prima tappa della staffetta in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, prima tappa tra Cortina e Belluno di sabato scorso, alla quale seguirà il 22 aprile la Belluno-Treviso e poi via fino a Milano per il gran finale del 9 luglio. A Belluno, nel corso della manifestazione, Novella Calligaris ha consegnato alla Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Loren Bertone e al Sindaco del capoluogo Oscar De Pellegrin una fiaccola simbolica. L'avvio della staffetta è stata una forte emozione, la dimostrazione che i nostri territori e le loro genti sono pronti a cogliere ogni aspetto della sfida olimpica. Ringrazio la Presidente degli Azzurri d'Italia Novella Calligaris, donna forte e appassionata, grande amica e sostenitrice delle nostre montagne. Insieme possiamo fare tanta strada all'insegna dei valori dello sport e del territorio. Le parole della Presidente di Confindustria Loren Bertone. Siamo quasi in chiusura, ho un aggiornamento in merito all'incendio della scorsa notte nel Trevigiano, a Ponzano Veneto, l'incendio in un capannone di un'azienda di prodotti chimici. Dalle prime indicazioni non sembrano emergere situazioni di particolare complessità per l'incendio scoppiato, lo riferisce l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccin, precisando che le fiamme sono state domate e spente velocemente. Bottaccin è rimasto in contatto col sindaco e con il comandante dei Vigili del Fuoco, anche con ARPAV, che ha eseguito i dovuti rilievi. In chiusura vi ricordo il sondaggio, lo possiamo vedere con la grafica scuola. Niente voti per togliere l'ansia, è giusto, quei due numeri 0422 16 26 691 per il sì, per il no 0422 16 26 690. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring, in diretta su Antenna 3 come sempre a partire dalle 21:15. Ospiti del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, Luigi Susin di Fratelli d'Italia, Nicolò Rocco, candidato sindaco del Terzo Polo, Luigino Rancan, candidato sindaco a Treviso come Nicolò Rocco, Rancan per il Popolo della Famiglia, Maurizio Mestriner, candidato sindaco a Treviso per il Movimento 5 Stelle, e Antonella Tocchetto del Partito Democratico. Noi siamo in chiusura, c'è il meteo, poi c'è la pubblicità e subito dopo di noi c'è il consueto appuntamento dedicato alla salute. Si parlerà di dolore cervicale, quali sono le cure e come si previene, con tutti i consigli dell'esperto per contrastare i dolori al collo. In studio il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Io vi lascio dunque alle previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi lo spazio dedicato alla salute. Grazie intanto per essere stati con noi. Dalle 18:30 torna l'informazione naturalmente di Antenna 3 con i nostri telegiornali. Buon proseguimento di giornata. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. La perturbazione è ancora in azione al sud, ma la tendenza ci dice che il nostro territorio dovrebbe essere escluso da tale influenza. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto la grafica di lunedì 17 aprile ci mostra un contesto asciutto. Al mattino cielo molto nuvoloso ovunque. Nelle ore pomeridiane invece maggiore soleggiamento sulla nostra regione. Temperature un po' in aumento, minime tra 6 e 10 gradi, massime tra i 18 e i 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo coperto, quantomeno inizialmente, a seguire più sole con ampio rasserenamento. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime sui 19 e 20 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. In cielo infatti si alterneranno sole e nubi, si manterrà comunque asciutto. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 19 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al nostro consueto spazio dedicato all'approfondimento della salute. Quest'oggi un tema che certamente riguarderà molti di voi che ci stanno seguendo da casa, ovvero il dolore cervicale, un problema sempre più frequente che viene veramente a condizionare la qualità del vivere e persino le nostre relazioni sociali. Ne parliamo quest'oggi per capire come prevenirlo ma anche come curarlo. Vi presento il mio ospite, in studio con me il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Ben trovato, dottore. Ben trovata, Alice, eccoci buongiorno. qui. Ricordo ai nostri telespettatori che siamo in diretta e quindi aspettiamo anche le vostre domande, le vostre curiosità da porre al dottor Alexandre, ed è lo 0422 1628 332. Allora, dottore, dicevamo dolore cervicale che è diventato un problema veramente invalidante, costante nella vita delle persone, e per contrastarlo, quantomeno per prevenirlo, dobbiamo davvero agire sul nostro vivere quotidiano. In che modo? Il problema è diventato un problema estremamente più cogente in questi ultimi 2 anni. Evidentemente le limitazioni della vita sociale date dalla terribile pandemia e le abitudini di vita corrente di tutti noi, sempre letteralmente schiavi del cellulare, del computer, dell'iPad, di tutti questi mezzi di comunicazione che sono splendidi ma che ci portano ad atteggiamenti posturali molto condizionanti, ha dato un incremento enorme di queste patologie di sofferenza cervicale. Dico sofferenza perché si può considerare che parliamo di sintomi invalidanti, di limitazioni della qualità della vita, di rovinare gli atteggiamenti, la libertà anche di passare poi ad attività sportive, però possiamo parlare anche di vere e proprie conseguenze di malattia, degrado, rovinarsi delle strutture discali al punto tale da arrivare alla formazione di ernie discali, di arrivare alla formazione di conflitti artrosici, perché purtroppo parliamo di una struttura, possiamo dire un organo di movimento di un'importanza essenziale, perché è il collegamento ovvio tra il capo e il torace, porta il peso del capo, ci permette di muoverci in tutte le direzioni dello spazio, ma contiene al suo interno anche il midollo, che è la struttura di connessione del cervello con tutto il resto del corpo, e quella è una struttura che è grande, di un diametro di 1 centimetro, e porta tutte le funzioni di cui siamo abituati a usufruire nel nostro vivere, dai movimenti delle mani a respirare, a camminare e ricevere sensazioni e tutto, ma porta anche al suo interno, tra una vertebra e l'altra, tra un disco e l'altro, tutto un complesso meccanismo di piccole innervazioni che contribuiscono, assieme all'orecchio interno e alla vista, all'equilibrio. L'organo dell'equilibrio, orecchio interno, è collegato strettamente con tutti i sensori che stanno nella colonna cervicale
il cervelletto coordina queste informazioni con la vista e quindi si crea questo complesso meccanismo che ci permette di orientarci nello spazio e di muoverci. Ovviamente le disfunzioni di quello diventano instabilità della marcia, diventano vertigini, diventano ronzii, acufeni, diventano nausea, tutto un insieme di complessi disturbi perché si scombina un organo estremamente complesso. Certo, e dunque insomma dottore, per dare qualche consiglio utile, qualche insomma informazione importante a chi ci segue da casa, per prevenire, a fare attenzione alla postura e poi vedremo come, e anche l'attività fisica e anche che è un po' importante. di attività fisica che è sempre importante per il nostro muoversi, per il nostro vivere, nel senso di tenere bene i muscoli ovviamente, quindi avere una tonicità di tutti i muscoli posteriori del collo, i trapezi, i muscoli delle spalle, ma anche nell'ordinarietà della vita quotidiana dove siamo tutti presi da 1000 impegni, banalmente, semplicemente fare dei piccoli movimenti che possono essere quello di ruotare il collo, piegare il collo. Una volta si diceva sgranchirsi le articolazioni. Bene, nella vita quotidiana, anche in ufficio, uno può cominciare, ecco, con quella prima manovra di semplicemente fare delle rotazioni del capo da destra a sinistra. Poi successivamente si possono fare cose leggermente più impegnative, come con il braccio portare la nuca a scendere verso l'emitorace di destra, poi verso l'emitorace di sinistra. Qui non stiamo parlando di sforzi, di attività difficile, di attività muscolarmente impegnativa, parliamo proprio di sciogliere i movimenti. Altrettanto nell'ultima, più interessante ancora per chi soffre di artrosi cervicale, questo delicato muovere il mento all'indietro verso il torace, verso lo sterno e contemporaneamente raddrizzare, diciamo, la posizione della colonna cervicale, possono essere banalissimi esercizi di tutti i giorni proprio per tenere mobile la parte. Ecco, per un po' diminuire quella rigidità al collo che spesso avvertiamo durante la giornata. Nella giornata, nel vivere, eccetera. E può essere estremamente interessante proprio fare questi piccoli esercizi anche alla sera prima di andare a riposare, semplicemente movimentazioni, delicati stiramenti, manovre che non devono traumatizzare, che non devono essere fonte di dolore, anzi direi che si fermano lì dove potessero cominciare a dar fastidio, ma se non danno fastidio sono un aiutino prezioso proprio per il movimento. Sottolineiamo, non sono insomma degli esercizi che portano a un lavoro muscolare del collo, ma soltanto di attivazione, di scioltezza, di mobilizzazione del collo. Per ridurre, l'artrosi purtroppo è una malattia data da corrugarsi delle superfici ossee nei punti dove ci stanno le articolazioni. Se noi teniamo in movimento questi comparti articolari, vuol dire che noi praticamente ne stimoleremo sempre di più il fatto che ci sia quel pochino di liquido articolare che serve a sciogliere il movimento, e quindi ci sarà meno conflitto, ci sarà meno irritazione della parte e la persona potrà poi avere beneficio. Quindi attività di allungamento e stretching che sono un po' alla base, no? Per iniziare ad aiutarci, specie durante la giornata, quando magari passiamo molte ore alla scrivania. Sì, infatti ci sono delle posizioni, delle posture che sono terribilmente condizionanti, dicevo, nel nostro vivere, e contemporaneamente al fatto che nella giornata siamo costretti a restare in posizioni così vincolanti come appunto guardare il cellulare, scrivere questi messaggi, questi MSS, fare queste attività continue, chiaramente portano il collo a essere rigido perché ci sarà magari una tensione per i contenuti che esprimiamo. Che si localizza proprio nel collo, come vediamo anche dall'immagine. Questi sono gli atteggiamenti che vediamo tutti i giorni per tutti quanti, è normalissimo per tutti, centinaia di volte. Cosa comporta questa posizione
diciamo, rivolta verso il cellulare per sì. molto tempo durante sì. la giornata. Comporta, come lì è sinteticamente rappresentato, una tensione dei muscoli posteriori del collo che devono costringere ad un atteggiamento innaturale. Lei può pensare che la nostra colonna cervicale ha la cosiddetta lordosi, cioè è costruita per essere dolcemente inarcata all'indietro ed è normalmente appunto dolcemente inarcata all'indietro. Se noi dobbiamo tenere la posizione del capo flesso in avanti, i muscoli posteriori devono portare obbligatoriamente un lavoro di compressione dei dischi tra le vertebre che stanno sul davanti rispetto al midollo e mettere in difficoltà, in tensione appunto il comparto muscolare ligamentoso posteriore. Siccome accennavo prima al fatto che proprio lì in quelle articolazioni ci sono tutti i sensori che aiutano l'orecchio interno a costruire l'organo dell'equilibrio, cioè a orientarci nello spazio, sapere come ci muoviamo, ci incliniamo, se siamo appunto in piedi, seduti, se stiamo muovendoci, tutti questi elementi vengono raccolti dai sensori cervicali. Capisce che in una situazione dove la posizione diventa innaturale per tempo prolungato, anche questi sensori vengono distorti e vengono portati a lavorare male. Certo. E da qui tutti i sintomi che ne conseguono. Senta dottore, gli esercizi che abbiamo mostrato e anche spiegato poco fa, lei consiglia di farli ad esempio davanti ad uno specchio, come mai? Perché facendo queste piccole banali cose davanti a uno specchio è più facile, diciamo, autoregolarsi, intanto per le differenze naturali che abbiamo destra-sinistra, per cui è normale che un movimento, anche in una persona che non avesse disturbi, viene meglio, diciamo, girandosi da un lato piuttosto che dall'altro, e anche perché proprio il lavoro muscolare che non vada bene porterà a spostare l'asse da un lato rispetto all'altro. Quindi se lavoriamo guardandoci allo specchio possiamo vedere se stiamo sbagliando qualcosa e immediatamente con enorme semplicità correggere, quindi aiutarci di più. Ecco, abbiamo visto poco fa quanto il cellulare, l'utilizzo del cellulare prolungato insomma, durante la giornata possa davvero essere dannoso, certo, o provocare insomma, dei problemi alla nostra colonna vertebrale, in particolare al collo. Lo stare seduti alla scrivania per molte ore invece? Lo stare seduti alla scrivania per molte ore purtroppo è spesso gestito senza pensarci in maniera sbagliata. È chiaro che tutti noi che siamo per ore e ore a scrivania e a computer lavoriamo in queste posizioni, prendiamo istintivamente la posizione che ci sembra meno scomoda, però tante articolazioni, tanti snodi del nostro corpo possono andare sotto stress. Come rappresentato nell'immagine, tanto può essere il ginocchio, tanto può essere il tratto lombosacrale, tanto può essere la cervicale e appunto il gomito. Queste cose si possono correggere con estrema semplicità, semplicemente diciamo pensandoci. La persona che si mette a scrivania, chiaramente è facile che quelle posizioni le prenda perché quello che sta facendo è variamente stressante, è variamente impegnativo, quindi la tensione del collo quando scrivo una cosa impegnativa è un automatismo inevitabile. Uno studente che sta seduto a studiare, si concentra, pone attenzione a quello che sta studiando, inevitabilmente la muscolatura, soprattutto la cervicale, va in tensione, va in stress, proprio perché è un automatismo del nostro cervello quando siamo applicati e concentrati su qualcosa. Quindi uno deve farci, diciamo, un pensierino a dire benissimo, faccio quello che devo, ma sto attento che la colonna vertebrale sia più eretta possibile. Chiaramente un buono schienale con un po' di spinta lombare può essere di aiuto, ma anche no. Importante tenere bene su la propria muscolatura, cioè pensare di restare in posizione eretta, avere quindi un rapporto con il visore del monitor, del computer abbastanza allineato sia come altezza rispetto agli occhi sia come inclinazione, in modo che il capo possa restare in posizione lineare di riposo e naturalmente di conseguenza anche le gambe.
Anche perché forse anche noi due, noi stessi in questo momento siamo forse stiamo assumendo questa posizione che non è del tutto corretta e che poi, dottore, favorisce la comparsa anche di mal di testa, di vertigini, di una serie di sintomi che insorgono. Appunto, e qualche volta anche la difficoltà di arrivare ad una diagnosi di queste sintomatologie che vengono dalla cervicale e che non necessariamente, come può avvenire a livello lombare, devono interessare la zona lombare e le gambe, mentre qui non necessariamente è interessato il livello osseo colpito e i nervi che da lì partono per andare agli arti, quindi sintomatologia dei nervi che vengono da quel punto in periferia, ma tante volte i disturbi dalla colonna cervicale vanno verso l'alto. Questo probabilmente perché sono messi in tensione, in difficoltà, nervi e muscoli che governano appunto l'equilibrio, dalla tensione dei muscoli posteriori, la tensione dello sguardo, che abbiamo detto anche quello partecipa agli organi dell'equilibrio, e quindi questi meccanismi possono provocare nausea, vertigini, anche acufeni. Apro una parentesi per dire, in questi ultimi 2 anni sono aumentati molto gli studi sulla fisiopatologia, cioè sui meccanismi causali degli acufeni. Era sempre stato considerato, ed è tuttora considerato normale, che chi soffre di acufeni va dall'otoiatra cercando una spiegazione nell'orecchio. Sento dei ronzii, dei rumori strani nell'orecchio, ovviamente mi rivolgo a quello specialista. Negli ultimi anni è stato studiato e anche dimostrato con gli adeguati correttivi terapeutici che molte volte gli acufeni e i ronzii sono sensazioni che si sviluppano per una disfunzione del tratto cervicale, cioè per questi attriti ossei, per questa irritazione dei nervi, i disturbi vengono percepiti come ronzii, rumori. Questo è uno studio a cui abbiamo partecipato anche noi come Uni di Treviso, perché è stata analizzata una vastissima casistica internazionale. Noi abbiamo recentissimamente pubblicato la nostra parte, cioè la casistica che riguarda l'istituto e la sede nostra di lavoro in Treviso, però è pubblicato in uno studio internazionale il fatto che correggere il metabolismo, la cattiva funzionalità, la tensione, l'irritazione del tratto cervicale può arrivare a far sparire questi acufeni, questi ronzii, questi rumori interni dell'orecchio, appunto. Certo. E dunque davvero, dottore, fare ricorso, come abbiamo spiegato, a degli semplicissimi esercizi di ginnastica posturale che tutti noi possiamo davvero fare a casa in soggiorno, può essere davvero un primo inizio, una prima soluzione? È la base per cominciare a aiutarsi a governarsi. Tante persone proprio ne trovano un immediato sollievo semplicemente prendendo la regolarità dell'abitudine, perché quello che aiuta in queste cose non è la quantità degli esercizi, ma è la regolarità del farli. Io posso fare i 5 minuti 2 volte al giorno, bene, sarà più che sufficiente se avrò l'abitudine di farlo sempre. Se diventa una delle piccole cose che faccio nella giornata, mi aiuterà proprio quando sarà un lavoro correttivo costante. Abbiamo visto, dottore, in questa slide, e lei l'ha accennato poco fa, l'utilizzo di un cuscino che è un po' gonfiato, diciamo così, la cosiddetta spinta lombare si ritrova anche nelle nostre automobili. Al giorno d'oggi è un'abitudine anche del seduti in auto. Il seduto in auto è una posizione che francamente mi ha sempre molto stupito, come i sedili delle automobili siano tutti costruiti, la parte proprio della seduta inclinata indietro, quindi la persona si trova a essere piuttosto spinto a essere insaccato indietro in un momento in cui deve tenere le 2 gambe invece piuttosto libere dal carico per utilizzare i pedali, e quindi questa è una posizione che è strana rispetto a quella che è la normale posturologia. In più, appunto, per il tratto lombare esiste il fatto che più inclinato è il femore verso l'indietro, più il tratto del passaggio lombare
sacrale andrà in sforzo, quindi la spinta lombare è stata una buona idea per aiutare a correggere chi sta seduto in automobile. Però si è visto che anche di conseguenza è tutta la catena dei muscoli che dal tratto lombare arrivano al collo, arrivano alla nuca, è una catena unitaria, quindi è tutta questa catena che andava in distonie, cioè in contratture sparse, e quindi utilizzare anche nella poltrona di lavoro quella curvatura che segue la lordosi naturale e che si chiama appunto la spinta lombare, serve ad aiutare anche il tratto cervicale a essere meno teso, meno contratto, meno sotto difficoltà. Ci è arrivata una domanda attraverso la pagina Facebook di Antenna 3, ci chiedono un consiglio per l'iperlordosi cervicale. Possiamo intanto spiegare che tipo di problema è? L'iperlordosi diventa il problema opposto. Ci sono persone, la lordosi è la normale curvatura che dicevo, cioè il fatto che la persona ha, così come siamo costruiti, una dolce curvatura delle vertebre cervicali, queste 7 vertebre cervicali che portano dall'incastro sul torace il peso della testa, sono costruite per essere leggermente, dolcemente inclinate all'indietro, con tutti gli ammortizzatori, i dischi che si interpongono tra una e l'altra. L'iperlordosi è un fenomeno che può essere o fisiologico, perché una persona può essere, diciamo, fatta così, oppure una conseguenza di situazioni patologiche che poi accenno, che portano appunto ad avere questo collo esageratamente inarcato all'indietro. Una delle cause di questo può essere proprio il fatto della tensione delle strutture nervose all'interno, qui il discorso diventa un po' complicato. La base del cranio è ovviamente un pavimento osseo attraverso il quale esiste un orifizio da dove la continuazione del cervello, che è il midollo, passa per scendere dentro la colonna cervicale e poi per tutta la colonna vertebrale. Allora il passaggio dalla base del cranio attraverso questo orifizio che si chiama forame magno è il posto dove è alloggiato il midollo e anche la base del cervelletto, cioè si chiamano tonsille del cervelletto, delle strutture sotto il cervelletto che tendono a appoggiarsi al midollo. Allora lì difficili posizionamenti che, come dicevo, possono essere congeniti di queste tonsille cerebellari ad appoggiarsi contro il midollo possono provocare reazioni di difesa cosiddetta muscolare, per cui la posizione viene obbligatoriamente portata in iperestensione come per ridurre la tensione posteriore. Comunque, al di là della causa, che può essere questo o altro, è un atteggiamento di esagerata curvatura all'indietro della colonna cervicale. Che cosa si può fare? Il correttivo è un correttivo in questo caso puramente fisiatrico, si tratta di ridurre la tensione dei muscoli posteriori del collo e allora chiaramente potrà essere utile usare degli antinfiammatori assieme a dei miorilassanti. Ci sono dei tipi di miorilassanti che sono delle sostanze che riducono l'intensità degli impulsi elettrici che i nervi trasmettono ai muscoli, quindi proprio nella giunzione neuromuscolare si liberano delle sostanze chimiche da parte dei nervi che fanno contrarre i muscoli. Allora dei farmaci che possono regolare, ridimensionare l'intensità di questa secrezione di queste sostanze che stimolano la contrattura muscolare porterà al rilassamento muscolare che poi si potrà utilizzare per fare una fisioterapia che sarà una fisioterapia sia attiva che passiva, cioè passiva vuol dire manovre di delicata manipolazione del collo, delicata tensione per portare in allineamento. Attiva vuol dire insegnare alla persona di far lavorare più certi gruppi muscolari che altri per riequilibrare la curvatura. Certo. Abbiamo parlato, dottore, di posture scorrette che possono causare il dolore cervicale, ma ci sono anche alcune patologie che causano il dolore al collo. Quali potrebbero essere? Le patologie più correnti, quelle appunto che capitano purtroppo a una grandissima fetta di persone, possono essere l'ernia cervicale oppure la cervicartrosi.
che per certi versi sono due fenomeni concomitanti o in sovrapposizione. La interrompo, Comunque, li spieghiamo tra poco, abbiamo una telefonata in studio, Ok, sentiamo grazie. che domanda ci vogliono fare da casa. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Giovanni. Buongiorno Giovanni, ci dica pure. Ecco, io volevo sapere che la mattina, quando mi alzo, mi giro sempre la testa. Dopo, quando cammino in strada, a momenti ho dei sbandamenti. Quando appoggio la testa sul cuscino, comincio a girare, come prendo delle pastiglie, prendo tutto e non mi passa niente. Io sono un cardiopatico anche. Sì. Quindi altre patologie. È un po' difficile darle qualche Certo. indicazione, però sentiamo se il dottore ha qualche suggerimento. Prego. Chiaramente, signor Giovanni, grazie. Allora, su due piedi chiaramente viene da correlare il disturbo, vertigine, instabilità con quegli episodi che gli capitano quando cammina. Chiaramente queste cose sono correlabili con dei disturbi a livello cervicale. È ovvio che dobbiamo prima fare piazza pulita del fatto che non abbia problemi di ipotensione ortostatica, di problemi appunto cardiocircolatori, per cui il cambio di postura da venire da steso a venire in piedi può essere un momento in cui semplicemente cala la pressione, per cui c'è il momento di instabilità, di vertigine. Anche quando cammina può avere dei momenti di calo di tensione. Se ci sono patologie, come ha accennato, quelle vanno valutate a parte. Tolto questa considerazione, certamente una cervicartrosi può provocare questa sintomatologia. Il fatto che anche quando si mette steso ha vertigine e senso di disorientamento, capogiri, ci sta col fatto che ci siano delle turbe degli impulsi nervosi, della guida funzionale che dalla cervicale va all'orecchio interno e quindi possono esserci. Certo, ma certamente una valutazione molto deve più partire ampia, sì, certo. da uno studio radiografico, da una valutazione ortopedica o fisiatrica o neurochirurgica. I tre cardini, diciamo, per una diagnosi sono questi professionisti qui. Tornando, dottore, alle patologie che possono causare la cervicalgia, abbiamo evidenziato l'ernia cervicale in particolare. Ci può raccontare? L'ernia di per sé è il cedimento, la rottura di una struttura di un disco, per cui la parte molle che c'è all'interno, che è una delicatissima e piccola in questo caso cartilagine, può avere il bordo che si rompe e dislocarsi in variabile parte, in piccola parte o in grande parte a seconda dei casi, dislocarsi verso il midollo, verso i nervi e quindi dare sintomatologia purtroppo di variabile importanza, da sintomatologia piuttosto modesta a sintomatologia severissima. L'ernia cervicale può essere il frutto di un evento improvviso, violento, traumatico, acuto, può essere il punto d'arrivo del rovinarsi un po' alla volta dei dischi cervicali che nel vivere, nel muoversi, eccetera, vanno soggetti ad una usura progressiva, per cui possono appunto finire per rompersi nel loro bordo periferico e lasciar fuoriuscire il tessuto. L'ernia cervicale appunto avrà come punti di riferimento sia per la diagnostica degli esami di cui poi possiamo far cenno, sia sul punto della terapia, gradi di aggressività, diciamo, terapeutica variabile a seconda della gravità, perché non è detto che un'ernia cervicale debba portare disfunzioni o sintomi gravissimi, è proprio una cosa estremamente personale. E poi l'artrosi cervicale, un'altra patologia molto comune, anche questa che va peggiorando con l'età. Certo, anche questa è il frutto del vivere, dobbiamo dire, purtroppo. Da un lato, per fortuna, è aumentata molto l'aspettativa di vita delle persone, le persone diventano più anziane e quindi ben venga, ma
ovviamente le strutture tendono a consumarsi, a rovinarsi sempre di più nel tempo, le ossa vanno a confliggere una contro l'altra perché l'ammortizzatore non funziona o si è consumato o si è rovinato, si formano delle callosità di osso tra una vertebra e l'altra. Il finale sarà appunto quella che chiamiamo artrosi, che vuol dire appunto formarsi di callosità di osso che viene a stringere lo spazio per i nervi, viene a provocare dolori da attrito e quindi tutta questa complessa sintomatologia dell'artrosi cervicale. E poi un capitolo a parte riguardante i traumi diretti, gli incidenti stradali con il cosiddetto colpo di frusta che sicuramente moltissime persone avranno provato. Questo purtroppo è un capitolo spesso molto più impegnativo dal punto di vista medico. Il fatto che una persona può subire un incidente, un trauma, un urto, per cui i meccanismi di flesso-estensione del capo rispetto al torace diventano traumatizzanti per la loro rapidità e violenza nei confronti di queste cartilagini interposte. Anche qui le cose sono profondamente cambiate negli anni grazie ai sistemi di sicurezza. Io ricordo i tempi in cui non era obbligatoria la cintura di sicurezza e non esistevano i poggiatesta in auto, vedevamo delle situazioni disastrose dopo gli incidenti stradali, perché in quelle situazioni il trauma si esercitava direttamente per il cranio contro, poniamo, il cristallo dell'auto, e quindi cose estremamente più gravi, proprio dei fracassi cranio-facciali terribili. Grazie all'introduzione di questi sistemi di sicurezza, la conseguenza dei traumi stradali tra cintura di sicurezza, airbag e poggiatesta è cambiata in maniera totale. Però il fatto che, per esempio, la cintura di sicurezza tenga fermo il torace rispetto allo schienale dell'auto, mentre la testa farà un vivace movimento di flesso-estensione, può traumatizzare i dischi cervicali. Può in alcuni casi portare proprio alla formazione di un'ernia cervicale. Oppure in altre situazioni, anche senza arrivare all'ernia cervicale e riattaccandomi al tema della cervicartrosi, un evento traumatico può, in una colonna vertebrale che sia già, diciamo, molto rovinata, molto alterata per una cervicartrosi, avere delle conseguenze, dei sintomi molto gravi per contusione diretta del midollo dentro la colonna, per un trauma dove lo scossone, diciamo, può essere così violento da mettere in difficoltà il midollo all'interno. Certo. Senta, dottore, frequentemente le persone che si recano dal proprio medico di fiducia o da un fisioterapista per una prima diagnosi, insomma una valutazione, che sintomi, insomma, più frequenti riportano al medico? Sintomi che devono far portare al considerare una patologia cervicale sono quando si presenta una persona che lamenta vertigini, come dicevamo prima, magari ronzia, acufeni, nausea, momenti di instabilità della marcia, qualche volta evidentemente correlabili con le posizioni, ma anche qualche volta no. Ci sono persone che dicono appunto questi disturbi mi insorgono alla mattina quando mi alzo, altre persone lo lamentano dopo qualche mezz'ora di lavoro al computer, quindi vede che è una sommatoria di problemi che probabilmente sono problemi strutturali della colonna cervicale assommati a fattori esterni che vengono a sovrapporsi e mettere in evidenza le difficoltà. Quindi i sintomi saranno questi. Andando avanti nella, diciamo, importanza o gravità della situazione, compariranno sintomi tipo formicolio, bruciori alle dita, alle mani. Andando ancora più avanti, perdita della forza della presa delle mani o perdita della forza o anche semplicemente della scioltezza dei movimenti di una spalla, di un braccio, di una mano. Anche i deficit di forza, no? La sensazione di non avere forza nelle braccia, nelle mani. Quando una radice di un nervo viene pressata tra due vertebre perché il disco lì o è ceduto o è erniato o è artrosico e quindi il nervo viene acutamente compresso e allora compare
il formicolio, il dolore, ma anche la perdita della forza per quei gruppi di muscoli che dipendono da quella radice di nervo. Anche gli arti inferiori possono insomma dare qualche segnale? In forma ulteriore, ancora più grave, proseguendo nella scala che stavamo appunto disegnando, è proprio l'interessamento degli arti inferiori. Quello cosa vuol dire? Che viene a essere colpito, a essere interessato il midollo cervicale, cioè l'asse centrale, perché lì passano quelle che chiamiamo le vie lunghe, cioè le vie nervose che dal cervello arrivano ai muscoli delle gambe, e qui è diverso che non avere dei disturbi alle gambe, metti per un'ernia del disco lombare o per una stenosi lombare, perché qui il disturbo che parte dal midollo si manifesterà come un disturbo più globale per gli arti inferiori, e si dice che il paziente lamenta una marcia come un burattino, cioè diventa difficile la coordinazione motoria, più che avere un difetto di forza come può avvenire per un'ernia lombare. Qui si ha una difficoltà di coordinare il movimento, che è tipico appunto delle vie centrali del nostro sistema nervoso. Da casa ci chiedono se anche i disturbi della vista, e quindi una vista un po' offuscata improvvisamente, può essere un sintomo riconducibile a qualche problematica alla cervicale. Diciamo annebbiamenti della vista, una difficoltà di mettere a fuoco momenti per fortuna transitori di disturbi di questo genere, vanno visti e pensati analogamente a quello che possiamo pensare, come dicevamo prima, dell'acufene o del ronzio, cioè sintomi che riguardano gli altri organi coinvolti nell'equilibrio, nella gestione tridimensionale del nostro corpo, come la colonna cervicale, e quindi disturbi che si manifestano nei momenti di difficoltà, evidentemente difficoltà di circolazione di sangue in queste strutture nervose. Insomma, anche in questo caso va fatta una valutazione completa e va considerato. Così, sì. Abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono Paola. Buongiorno Paola, ci dica pure. Allora, a me vengono parte dalla testa un tiepido, e poi va giù per le braccia, e dopo tante volte mi fanno male, dolori forti alle braccia, e tante volte no, però non riesco a tenere sul braccio perché proprio non ho forza, e dopo passa. E adesso devo andare a fare l'ecodoppler appunto per queste cose. Sono andata a fare la visita del cuore, ma non c'entra il cuore, mi viene spesso e volentieri. Certo. Io ho tanta paura, non so cos'è che posso fare. Adesso Certo. le diamo qualche consiglio, signora, quindi abbiamo capito bene, un dolore che parte dalla testa, dal collo, e si irradia poi agli arti Allora sì, l'argomento è molto pertinente, e la domanda, ringrazio, è una domanda proprio molto adeguata a queste cose di cui stiamo parlando, perché la signora ha avuto una valutazione cardiologica e le hanno detto non c'è niente. Soffre di questo tipo di disturbi, e associa a questi disturbi anche il fatto di non riuscire a tenere un braccio alzato perché le manca la forza. Allora chiaramente queste cose possono dipendere dalla colonna cervicale, in particolare dal midollo e dai nervi dentro ad una colonna cervicale che può essere artrosica, oppure può avere discopatie multiple, in questo caso magari tante piccole ernie cervicali che vengono tutte assieme a dare una situazione di stenosi, si dice, cioè di strettoia dell'ambiente per il midollo. Mi permetterei di aggiungere una cosa: la signora ha detto devo andare a fare un ecodoppler. Sicuramente le avranno chiesto un ecodoppler dei vasi al collo, cioè delle 4 arterie, le 2 carotidi e le 2 vertebrali, che sono le arterie che portano sangue al cervello. Chiaramente può esserci un meccanismo di strettoia di queste arterie, le carotidi in una maniera indipendente dalla colonna cervicale, le vertebrali in una maniera molto attinente, perché le arterie vertebrali stanno proprio dentro alle vertebre cervicali, e quindi è importantissimo vedere queste. Però mi permetterei di aggiungere un consiglio di farsi fare anche un esame, appunto ecodoppler, si chiama dei vasi
sopraortici, cioè dei vasi del collo e del braccio, un esame fatto quando la signora tiene il braccio alzato, proprio quello che le dà fastidio, perché in quel caso il medico potrebbe vedere che al di là dei problemi strettamente dentro la colonna cervicale può esserci una strettoia dell'arteria e quindi anche dei nervi che ci stanno accanto quando teniamo il braccio alzato, perché c'è un'altra patologia appunto che è, diciamo, sorella della patologia della cervicartrosi, la patologia di stenosi dei nervi nello spazio laterale del collo. Si chiama stretto toracico, questa regione tra la colonna cervicale e la clavicola, dove tanti muscoli, assieme ai fatti artrosici che abbiamo accennato, tanti muscoli possono mettere in strettoia queste strutture. Quindi integrerei l'esame ecodoppler dei vasi al collo con un ecodoppler funzionale a braccio alzato. Ecco, dottore, andiamo a vedere insieme quali possono essere gli esami che si effettuano per appunto capire quale, com'è corretta la diagnosi, e quindi forse la risonanza magnetica, l'esame principe. La risonanza magnetica è l'esame basilare perché è quello l'unico che ci permette di vedere osso, cartilagine, ligamenti, nervi, il midollo, il liquor che è il liquido che deve circolare attorno, quindi un esame completo al 100% della nostra morfologia. E poi i cosiddetti esami dinamici. Altri esami sono gli esami funzionali dinamici. Questi sono una serie di esami a computer, esami che non hanno bisogno di raggi X, sono esami che si fanno con delle apparecchiature elettroniche, dei computer sostanzialmente, che possono essere o usati come un grande mouse, per esempio in appoggio lungo la colonna vertebrale quando la persona fa flessioni, estensioni, andiamo a studiare come si muovono gli angoli. Vediamo proprio come si fa, dottore, questo esame diagnostico. Filmato, certo. Vediamo in questo filmato come vengono raccolti i dati partendo dall'alto della colonna cervicale e percorrendo tutto il tratto del dorso e del lombare, in modo che questo apparecchio in tempo reale invia al computer via Bluetooth le informazioni che raccoglie sia sugli angoli di deviazione delle vertebre, sia sul tono e la posizione dei muscoli che governano questi movimenti. Da qui ne uscirà un grafico che ci permette appunto di ricostruire quali sono le posizioni corrette, quali sono i momenti o le posizioni in cui invece il movimento si svolge in maniera scompaginata e irregolare. Devo dire che appunto, pur vedendosi una cosa così completamente di superficie, la raffinatezza di raccolta dati di questo test, di questo esame, è elevatissima come fare una radiografia. Assieme all'Università Tor Vergata, assieme alla Sapienza, che sono le due università di Roma con cui il progetto con il professor Santilli è partito, abbiamo studiato centinaia e centinaia di casi e, correlando con le immagini in radiografia standard tradizionale, abbiamo potuto proprio documentare l'esattezza, si può dire, millimetrica delle informazioni che vengono raccolte. Certo. Quindi da questo poi il fisioterapista dà le dritte della ginnastica da fare per correggere. E poi c'è un altro esame che vediamo qui di seguito. Certo, che è un altro interessantissimo esame è il back check, che è un altro esame a computer, praticamente una macchina da fitness, dove il paziente viene invitato a fare delle spinte in avanti e delle spinte indietro, e l'apparecchio dentro la macchina da fitness registra la forza delle spinte. Quindi qui possiamo registrare perfettamente la forza delle spinte dei muscoli posteriori del dorso, dei lombi, della cervicale, e paragonarli con la forza dei muscoli del comparto anteriore, sempre per costruire nel bilanciamento tra le due cose l'insegnamento di attività fisica più specificamente adatto alla persona. Certo. Che cosa stiamo vedendo in questa slide, dottore, velocemente, prima di andare in pubblicità? Con quell'esame Spinal Mouse che abbiamo visto prima, si ricava appunto un grafico delle posizioni delle singole vertebre
che ci mostra anche la cedevolezza o meno dei dischi interposti, che sono lì apparentemente quegli spazi vuoti, ma la cui stabilità o meno viene documentata in maniera praticamente perfetta. Questo è il risultato invece del back check, cioè dell'esame dove vediamo quali gruppi muscolari lavorano bene, quelli in verde, lavorano male, quelli in rosso, lavorano in maniera scadente, quelli in giallo. Quindi in quella persona vediamo che è scarsa di retti dell'addome, è scarsa di muscoli glutei e di posteriori delle gambe e quindi ha bisogno di tantissimo lavoro muscolare, di recupero. Insomma un controllo oggettivo, Sì, non invasivo e del tutto esattamente. personalizzato, Sì. no? Oggettivo e personalizzato, questi sono proprio i 2 punti qualificanti, e non prende nemmeno raggi X perché appunto sono studi a computer. Certo. Quindi è il meglio che si può dare per costruire un programma di fisioterapia personalizzata. Allora noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, rimanete con noi perché poi abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme per parlare delle prospettive di cura sempre nell'ambito del dolore cervicale. A tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, torniamo insieme a parlare di dolore cervicale, abbiamo parlato di come si previene e questi ultimi minuti li trascorriamo insieme per raccontare invece come si cura. Quali sono le prospettive, dottor Alexandre? Le prospettive di cura sono... Dobbiamo dividere i capitoli. Allora, ovviamente davanti ad una sintomatologia grave ed invalidante, come può essere una ernia del disco cervicale che provochi le disfunzioni, mettiamo ad un braccio, ad una mano, riduzione della forza, dolori terribili, perché sono spesso dei dolori proprio invalidanti e insopportabili davanti a perdite della qualità dei movimenti. Chiaramente diventerà la necessità di correggere direttamente l'ernia cervicale. Anche in questo campo al giorno d'oggi la chirurgia mini-invasiva si può dire ha preso il sopravvento. Una volta era prassi necessaria aprire la colonna cervicale per andare a togliere un disco rotto erniato, a comprimere, soprattutto se va contro il midollo. Al giorno d'oggi, tolto il caso in cui comprima il midollo e provochi disturbi radiati alle gambe, disturbi gravi, in cui la chirurgia ovviamente è ancora l'unica strada possibile, nei casi dove la sintomatologia è più periferica, cioè di un arto, come dicevo, i dolori, la perdita di forza e via per braccio e mano, le tecniche di chirurgia sono mini-invasive. Andremo da davanti o da posterolaterale con delle piccole sonde per correggere un disco, per correggere una faccetta articolare, per andare a coagulare un'ernia discale con le radiofrequenze o con l'ozono o col laser. Andremo a ripristinare l'ossigenazione e il nutrimento delle radici dei nervi mettendoci i farmaci che gli servono. Certo. Questo è chirurgia minimamente invasiva, chirurgia aperta per i casi più gravi in cui solo in casi non di puoi fare necessità, altro. altrimenti si sceglie la strada della conservazione. Di conservativa. No? La conservativa si articola al giorno d'oggi in trattamenti ambulatoriali che sono ormai molto vari, di panoramica, molto ben strutturati e devo dire anche decisamente molto efficaci. La fisioterapia in queste situazioni ha un ruolo importantissimo. Non mi stancherò mai di dire però e raccomandare a tutti che un trattamento fisioterapico va bene, ha tutte le sue caratteristiche, ha tutto il senso di essere fatto una volta che abbiamo una diagnosi sicura di perché una persona sta male. Siccome purtroppo i sintomi sono sempre variabili e molteplici da persona a persona, non è detto che un'ernia cervicale debba dare dei disturbi o più gravi o meno gravi perché è più grande o più piccola, ma purtroppo può dare dei sintomi che possono cambiare nel tempo, soprattutto se andiamo a manomettere manualmente una colonna vertebrale con un problema senza sapere esattamente qual è il problema. Quindi raccomando una diagnostica morfologica per immagini di assoluta precisione prima di fare manipolazioni, fisioterapia, che poi ovviamente sono cose ultra utili, però vanno fatte
Certo, con in mano una diagnosi certa. Nell'ambito del trattamento conservativo, dottore, che immagine stiamo vedendo? Che tipo di trattamento Stiamo vedendo in questa un trattamento molto nuovo ed estremamente interessante che si chiama neuromodulazione percutanea, cioè sono stati emessi appunto delle apparecchiature. Questa è una delle possibili, la stessa ingegneria ha creato questa più altri sistemi a placca che si coordinano. Sono sistemi appunto di neuromodulazione delle strutture nervose che con queste apparecchiature si possono fare anche solo per via transcutanea. Neuromodulare vuol dire correggere come i nervi conducono gli impulsi negativi, appunto senza lesionarli o cambiarli o manometterli, ma semplicemente correggerne il funzionamento. E quindi praticamente come funziona? Cioè si passa quel manipolo sulla zona? Con quei due manipoli oppure con una piastra si fanno passare attraverso la cute dei sistemi di radiofrequenze calibrate ovviamente sulla persona in base a come funzionano i nervi, quindi l'apparecchio è in primis un registratore degli impulsi dei nervi e di conseguenza un modulatore della loro funzione e quindi specificamente sulla persona agirà a correggere il dolore, agirà a correggere la distonia muscolare, agirà a correggere come i nervi comandano il microcircolo, quindi migliorare come circola il sangue nei nervi. Quindi è una struttura sofisticatissima. Io ricordo tempi in cui si partiva dal fatto di fare una neurolesione, cioè andare a bruciare o tagliare un nervo perché conduceva impulsi del dolore. 40 anni fa non esisteva altro, anzi pareva che fosse la panacea. Poi nei decenni si è visto che spesso la cosa non era di aiuto, anzi peggio, per cui si è passato ad utilizzare queste radiofrequenze, lo stesso sistema ma adeguatamente corretto attraverso i computer, per cui la neurolesione è diventata neuromodulazione. Che risultati si ottengono? Avete potuto vedere anche voi all'Istituto Noi EUNI? ormai lo usiamo da 4 anni, è un sistema assolutamente efficace. Gli ultimissimi aggiornamenti di questi ultimi 8 mesi hanno dato degli incrementi di qualità ulteriori, ma il sistema è raffinatissimo proprio perché rapidamente nella persona, con un numero molto limitato di sedute, permette appunto di decontrarre, migliorare la perfusione ematica, correggere come i nervi conducono gli impulsi, quindi è un correttivo della funzione locale, ma è anche un correttivo di come gli impulsi dal luogo vengono trasmessi al cervello come sintomo dolore. Proprio in chiusura abbiamo un'ultima telefonata. Okay. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono Simona. Buongiorno Simona, prego, chieda pure. Allora, io ho fatto una risonanza magnetica a raschide cervicali e volevo leggere per sentire un'opinione dal professore, cosa mi può dire. Ok, le conclusioni. Prego. Allora, il raschide cervicale appare rettilineo, non si apprezzano crolli somatici, metami rinasse, segni di cervico unquartrosi con osteofiti marginali anteriori e laterali. Modificazione disidrosica delle unità discali del tratto cervicale. Al passaggio alla mielina giugolo C3 si apprezza una salienza di scale posteriori con ampio raggio di curvatura, mentre al C3-C4 una protrusione ernaria posteriore mediana con obliterazione focale dello spazio supero-anteriore. C4 e C5 ernia discale posteriore, nonché parameridiana destra con obliterazione focale dello stesso spazio subdurale anteriore. C5 e C6 ernia discale parameridiana destra con obliterazione focale dello spazio subdurale anteriore. Simona, la interrompo perché siamo in chiusura, ma il dottore forse può già darle una breve indicazione. Grazie per la sua chiamata. È un quadro complesso che mostra caratteristiche di vecchia data, come appunto l'artrosi, uncartrosi, cioè formazioni di calli di osso perché le vertebre si vanno in attrito. Perché? Perché ha detto i dischi sono atrofizzati, i dischi atrofizzati sono spostati verso il midollo, occupano lo spazio liquorale anteriore perché sono
sono ernie discali, cioè spostamenti verso i nervi, e in più bisogna dire che, come ultimo dato, che colonna rettilinea ha perso la lordosi. Il consiglio è di necessità una terapia conservativa, perché con una sequenza così ampia di problemi che interessano tutta la colonna cervicale non è certamente una cosa che al giorno d'oggi si possa affrontare chirurgicamente. Quindi terapia conservativa, correttiva del problema sia a livello di correzione biochimica, farmacologica, di come funziona, perché deve circolare meglio il sangue dentro i nervi e dentro il midollo, che sono ingabbiati, diciamo, in questa struttura di ossa e cartilagine rovinata, e di conseguenza, appena starà un po' meglio, ginnastica posturale. 10 secondi perché siamo davvero in chiusura, ma le chiedo se l'ossigenozonoterapia, di cui abbiamo spesso parlato insieme, può essere anche questa una terapia da associare alla fisioterapia, certo, insomma a quello che si ritiene necessario. Riveste un ruolo che in queste terapie moderne si può dire sia ampiamente un terzo di quello che può essere applicato, sempre con le dovute modalità di applicazione, prudente e adeguatamente intensa, cioè prudente nel non essere troppo aggressiva, troppo invadente, però abbastanza energica da non essere fatta, per modo di dire, ma è un forte correttivo di funzionamento, perché aiuta molto l'ossigenazione dei tessuti, la circolazione di sangue, anche questa può dare insomma qualche sollievo. Aiuto, sì. Grazie al dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto Euni, grazie davvero dottore per la sua, come sempre, chiarezza. Grazie a voi per averci seguito da casa, io vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.